La seduta è aperta. Avverto che i processi verbali delle sedute numero 24 del 7, 8, 9, 10 febbraio 2023 e numero 25 del 21 febbraio 2023 sono posti a disposizione degli onorevoli deputati che intendono prenderne visione e sono considerati approvati in assenza di osservazioni in contrario nella precedente seduta. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 127 del regolamento interno do il preavviso di 30 minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero aver luogo nel corso della presente seduta. Invito pertanto i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto. Ricordo che anche la richiesta di verifica del numero legale, articolo 85, ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto, articolo 127, sono effettuate mediante procedimento elettronico. Avverto che le comunicazioni di rito di cui all'articolo 83 del regolamento interno dell'Assemblea saranno riportate nell'allegato A del resoconto dell'odierna seduta. Comunico con decreto del 15 febbraio 2023, numero 322 pre-2023, 119, che l'onorevole Michele Mancuso è nominato componente della Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge di modifica dello Statuto, della legge statutaria di cui all'articolo 9, comma 3 dell'articolo 8 bis dello Statuto e delle proposte di norme di attuazione da parte del Governo regionale, in sostituzione dell'onorevole Vitrano, dimissionario. Il presente decreto sarà comunicato all'Assemblea, l'Assemblea ne prende atto. Colleghi, abbiamo terminato con le comunicazioni. Iniziamo con l'esame del bilancio consolidato della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020. Invito il Presidente della Commissione Bilancio e la Commissione Bilancio a relazionare sul bilancio consolidato del 2020. Dopodiché, colleghi, finita la relazione, apriamo la discussione generale e poi vediamo di votare un ordine del giorno per approvare il consolidato 2020. Sì, facciamo prima il consolidato 2020 e poi il consolidato 2021. Prego, Presidente. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli assessori. Il bilancio consolidato della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020, documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del Gruppo Amministrazione Pubblica GAP, dopo l'eliminazione dei rapporti infragruppo, è stata approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 134 del 23 marzo 2022. Il bilancio consolidato è composto dallo stato patrimoniale consolidato e dal conto economico consolidato, ai quali sono allegati la relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa, e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo quanto previsto dall'articolo 68 del decreto legislativo 118/2011. Ai fini dell'adozione del bilancio consolidato, la Regione, in qualità di ente capogruppo, ha in primo luogo proceduto all'individuazione dell'elenco dei soggetti appartenenti al GAP. Gli enti rientranti nel gruppo sono 163, ossia 24 organismi strumentali, un organismo tecnico, 71 enti strumentali non in liquidazione, 13 società partecipate, 46 enti strumentali in liquidazione e 8 società partecipate in liquidazione. Gli enti compresi nel GAP possono non essere inseriti nell'elenco dei soggetti da consolidare nei casi di irrilevanza e di impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. L'ipotesi dell'irrilevanza si considera sussistente quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. In particolare, sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei parametri costituiti da totale dell'attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici, un'incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo. Qualora l'amministrazione regionale abbia un patrimonio netto negativo, ai fini della rilevanza si fa riferimento solo ai parametri del totale attivo e del totale ricavi. In applicazione dei principi di cui allegato 4.4 del decreto legislativo 118/2011 ed in particolare del criterio della rilevanza, si è quindi proceduto alla definizione del perimetro di consolidamento inserendo 67 enti sui 163 predetti. Giacché non tutti hanno fornito la necessaria documentazione, gli enti che risultano inclusi nel bilancio consolidato sono i 32 indicati nella tabella che segue. Troverete ovviamente nel documento gli enti indicati ed interessati.
Il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione, nell'esprimere un giudizio favorevole sul bilancio consolidato, ha formulato delle raccomandazioni, tra cui quella relativa alla necessarietà delle procedure di razionalizzazione del GAP. La Commissione, al termine dell'esame, e ringrazio quindi tutti i componenti, ha quindi apprezzato favorevolmente il bilancio consolidato della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020. Grazie Presidente. Ok, grazie Presidente. Se c'è qualcuno che vuole intervenire in discussione generale sul consolidato 2020, altrimenti andiamo direttamente alla votazione dell'ordine del giorno. Colleghi, c'è qualcuno che vuole intervenire? Onorevole Sunzeri, prego. Grazie Presidente. Intanto prendo atto che manca il Presidente della Regione per l'ennesimo documento finanziario contabile. Abbiamo il piacere di avere l'assessore, però in questi casi certamente la presenza del Presidente agevola anche la discussione in aula, visto che lui stesso era quello che voleva avere maggior rapporti col Parlamento. Prendiamo atto anche dell'assenza di tantissimi colleghi, l'aula è praticamente deserta, come se stessimo trattando un ordine del giorno qualsiasi, ma di fatto stiamo trattando del consolidato della nostra Regione. Io sollevo intanto una pregiudiziale sul consolidato, che sono i dubbi che le ho già espresso precedentemente e che intendo esprimere all'Aula e all'assessore. Noi oggi, Assessore e Presidente della Commissione Bilancio, stiamo approvando il bilancio consolidato. La stessa, anzi vorremmo approvare il bilancio consolidato. La stessa parola ci lascia intendere che stiamo per approvare qualcosa che consolida un dato che ad oggi noi non abbiamo, perché nella normale esecuzione delle approvazioni dei documenti contabili un consolidato si approva non appena un rendiconto viene approvato. E noi non abbiamo né il rendiconto 20 né il rendiconto 21. Ora dico, non so se il Presidente della Regione, l'assessore Falcone si sono già confrontati con la Corte dei Conti, ma io ho come l'impressione che stiamo facendo qualcosa che verrà modificata senza alcun dubbio e quantomeno secondo me assolutamente non fattibile dal punto di vista normativo, perché il 118 da nessuna parte dice che si può approvare un consolidato senza che un rendiconto sia stato approvato dall'Aula, e neanche tutti i DL che vengono citati. Sono dei dubbi che hanno sollevato i revisori, che hanno sollevato gli uffici, sono dei dubbi che appaiono talmente semplici da comprendere che non si capisce come mai si possa pensare di approvare un documento dove il documento propedeutico per la sua approvazione non c'è. Oggi noi approviamo un consolidato 20 e 21, io sarei intervenuto sul 21 perché è l'ultimo, ma approviamo dei consolidati che, oltre a non avere trasmessi i documenti da parte degli enti e delle società per decine di questi, seppur sono aumentati le società e gli enti della nostra Regione che hanno trasmesso i bilanci, ma comunque decine di questi enti, ma veramente forse decine rendo poco l'idea, parliamo di centinaia di questi enti non trasmettono i bilanci e quindi manca una veridicità degli atti, seppur il perimetro del consolidamento viene completato nel 2021. Ma la cosa più grave è che la Regione demandi all'Assemblea regionale siciliana l'approvazione di un documento senza la presenza del rendiconto a cui fa riferimento. Cioè è come se volessimo approvare qualcosa che, lasciando stare la parte, della parte della società e degli enti, di fatto è manchevole dell'unico documento che viene richiesto, cioè il consolidato, il rendiconto della Regione. Allora, io ripeto, non so veramente se in Commissione Bilancio questa cosa è stata sollevata, se ne avete discusso, ma secondo me l'Aula oggi non è nelle condizioni e nelle possibilità di approvare il consolidato, perché, ripeto, approveremmo qualcosa che non abbiamo. Cioè approveremmo sulla base di un rendiconto approvato in Giunta, che sappiamo il rendiconto 20 essere ancora sotto la scura della Corte dei Conti e della Corte Costituzionale e quindi ancora non parificato. E non oso immaginare il 21 che si rifà sul 20 e che è stato approvato qualche settimana fa dalla Giunta. Quindi siamo in una situazione di assoluta straordinarietà, ma che secondo me va contro il ciclo naturale e oggettivo del bilancio, perché senza l'approvazione del rendiconto l'approvazione del consolidato viene assolutamente meno. Quindi io
Ripeto, poi se ne vogliamo discutere tra una chiacchierata, come si fa una chiacchierata al bar tra gli amici, di quello che va, non va, ci sono tantissimi errori nel consolidato. Io, ripeto, mi ero concentrato sul 21, se vuole dopo ne citiamo, errori nelle tabelle, citazioni, documenti contabili errati, enti che hanno trasmesso bilanci, enti che non hanno trasmesso e non sono stati inseriti. Però secondo me viene proprio meno in questo momento il cardine su cui si basa la finanza pubblica in questo caso, quindi la possibilità di approvare un documento senza che ci sia il documento propedeutico, cioè quello del rendiconto del 2020 e ovviamente il rendiconto 21. Grazie. Grazie onorevole Sunseri, non si è scritto nessun altro a parlare. Assessore, se può dare come dire, delle risposte anche all'onorevole Sunseri. Dico, siamo in una sessione un po' straordinaria. Prego, a lei la parola. Grazie Presidente, buongiorno agli onorevoli colleghi. In merito ai bilanci consolidati 20 e 21 che oggi l'Aula è chiamata ad apprezzare con un ordine del giorno, sono nient'altro che uno strumento informativo per quanto riguarda la situazione economico-finanziaria ma anche patrimoniale di vari enti, di tutti quegli enti che ruotano attorno alla regione siciliana. Sono gli enti che vengono chiamati i cosiddetti GAP, il gruppo di amministrazione pubblica, quegli enti che sostanzialmente fanno parte a vario titolo come enti partecipati, come enti vigilati, come enti che a vario titolo appunto fanno parte della galassia dell'amministrazione pubblica cosiddetta allargata. Bene, noi oggi siamo chiamati ad approvare due bilanci, il 20 e il 21. A cosa serve il bilancio consolidato? Il bilancio consolidato serve a monitorare lo stato dell'arte e la condizione, se vogliamo, anche di salute di questi enti. E possiamo vedere che, secondo il 118, questi enti sono rilevanti quando superano la soglia del 3% della spesa di tutti gli enti, compresa la capogruppo, cioè la spesa della regione e la spesa di questi enti. Se è superata da uno degli enti satelliti del 3%, quell'ente deve essere consolidato obbligatoriamente. E sono, sono rilevanti e devono essere consolidati quando un gruppo di enti superi almeno il 10% complessivamente. Noi abbiamo in Regione 163 enti, avevamo nel 2020, e su 163 enti nel 2020 abbiamo consolidato, quindi abbiamo potuto monitorare 30 enti. Considerate che nel 2019 erano appena 7 gli enti monitorati. Nel 2021 invece siamo riusciti a monitorare 60 enti su 74 che teoricamente potevano essere rilevanti. Ebbene, quindi significa che, come hanno detto i revisori dei conti, c'è un dato molto più vantaggioso che è quello che ci offre il 2021 rispetto al 2020, cioè ci sono molti più enti che sottoponiamo a un monitoraggio patrimoniale, economico e finanziario. Per cui abbiamo il conto economico che abbiamo potuto verificare, ma abbiamo potuto anche verificare uno stato patrimoniale, ancorché dicano i revisori dei conti bisognerebbe procedere a una ricognizione ancora più capillare dello stato patrimoniale di tutti questi enti. Ed è chiaro che la Regione sta lavorando in tal senso. Ma un altro aspetto importante è che questi enti oggi sono stati ridotti da 163 a 161 e la volontà del governo della Regione è quella di poter ridurre ulteriormente quegli enti
che ormai sono stati superati. Consideriamo che abbiamo ad esempio i consorzi di ripopolamento ittico, che sono ben 11 e ormai di fatto non hanno più attività, sono in liquidazione, oppure c'è il fondo per l'occupazione dei cantieri di lavoro, sono tutti enti che andrebbero cancellati dal registro delle imprese. E il Governo si impegna, così come lo dicemmo, lo affermammo in Commissione Bilancio quando abbiamo illustrato le linee programmatiche, si impegna a ridurre già nel 2023, non lo possiamo fare per il 2022, ma nel 2023 almeno un'altra decina di enti di questo genere, cioè enti che di fatto non hanno più attività. Ci impegniamo a poterli cancellare dai registri delle imprese. Il dato quindi è un parere favorevole, siamo confortati dal parere favorevole che i revisori dei conti oggi ci offrono, è un parere favorevole perché mette in evidenza anche alcune criticità su cui noi stiamo intervenendo e siamo intervenuti in giunta di governo con il piano straordinario delle partecipate. Allora, su quello poi che ha detto invece il Presidente Sunseri, mi permetto di dire che abbiamo fatto delle verifiche, ne abbiamo anche parlato abbondantemente in Commissione Bilancio. Noi oggi abbiamo un rendiconto 2020 che è stato, diciamo così, su cui la Corte dei Conti ha sollevato una questione di legittimità costituzionale ed è in Corte Costituzionale dal giudice delle leggi, e poi abbiamo il rendiconto del 21. La legge non dice che il rendiconto deve essere approvato dall'Assemblea, perché il rendiconto sarà approvato dopo la parifica alla Corte dei Conti e solo dopo la parifica arriverà in Assemblea. La legge dice che il bilancio consolidato viene fatto dopo il rendiconto. Bene, noi abbiamo fatto il rendiconto 21 e a seguito del rendiconto 21 stiamo mettendo il bilancio consolidato del 2021. Da qui a breve porteremo anche in giunta il riaccertamento dei residui passivi e dei residui attivi. Entro marzo riteniamo di poter concludere questa operazione che diventa propedeutica al rendiconto 22. Considerate che questa operazione è un'operazione che sino a qualche tempo fa veniva fatta tra luglio e ottobre. Noi riteniamo, vediamo, stiamo lavorando perché entro il mese di marzo possa essere completata, e quindi è un ulteriore atto e passo in avanti per cui la Regione finalmente sta facendo i compiti a casa, cioè la Regione si sta presentando preparata rispetto alle aspettative non soltanto della Corte dei Conti, che è giusto che faccia secondo, diciamo così, dei criteri normativi dia delle indicazioni, ma anche rispetto alle direttive che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ogni anno pone in essere e emana ai vari enti territoriali come la Regione Siciliana. Quindi in questo senso il Governo chiede all'Aula di apprezzare favorevolmente i due bilanci consolidati 2020-2021, anche non soltanto in ragione di tutto quello che abbiamo testé rappresentato, ma anche in ragione del parere favorevole dei revisori dei conti. Grazie Assessore. Colleghi, io farei adesso la relazione del secondo bilancio consolidato, quello del 2021, così apriamo la discussione generale e poi alla fine andiamo a votare i due ordini del giorno. Quindi, Presidente Daidone, se fa la relazione. Sì, grazie. Onorevoli colleghi, onorevoli assessori. Allora, il bilancio consolidato della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021, documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del gruppo Amministrazione Pubblica GAP, dopo l'eliminazione dei rapporti infragruppo, è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 71 del 10 febbraio 2023. Il bilancio consolidato è composto dallo stato patrimoniale consolidato e dal conto economico consolidato, ai quali sono allegati la relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa, e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo quanto previsto dall'articolo 68 del decreto legislativo 118/2011.
Ai fini dell'adozione del bilancio consolidato, la Regione, in qualità di ente capogruppo, ha in primo luogo proceduto all'individuazione dell'elenco dei soggetti appartenenti al GAP. Gli enti rientranti nel gruppo sono 161, ossia 24 organismi strumentali, un organismo tecnico, 70 enti strumentali non in liquidazione, 12 società partecipate, 46 enti strumentali in liquidazione e 8 società partecipate in liquidazione. Gli enti compresi nel GAP possono non essere inseriti nell'elenco dei soggetti da consolidare nei casi di irrilevanza o di impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. L'ipotesi dell'irrilevanza si considera sussistente quando il bilancio di un componente del gruppo è rilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. In particolare sono considerati rilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei parametri costituiti dal totale dell'attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici, un'incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo. Qualora l'amministrazione regionale abbia un patrimonio netto negativo, ai fini della rilevanza si fa riferimento solo ai parametri del totale attivo e dei totali ricavi. In applicazione dei principi di quell'allegato 4.4 del decreto legislativo 118/2011 ed in particolare del criterio della rilevanza, si è quindi proceduto alla definizione del parametro di consolidamento inserendovi 74 enti su 161 predetti. Giacché non tutti gli enti hanno fornito la necessaria documentazione, quelli che risultano inclusi nel bilancio consolidato sono i 60 indicati nella tabella che segue. Durante l'esame in Commissione il Governo ha rappresentato come sia stato incluso nel bilancio consolidato un numero maggiore di enti rispetto all'anno precedente e che l'intendimento è da un lato ampliare il perimetro del consolidamento e dall'altro espungere dal GAP alcuni enti che non svolgono ormai alcuna funzione. Il Collegio legislatore dei Conti della Regione ha preso parte ai lavori della Commissione e, nell'esprimere un giudizio favorevole sul bilancio consolidato, ha formulato raccomandazioni, tra cui quella relativa alla necessarietà delle procedure di razionalizzazione del GAP. La Commissione, al termine dell'esame, ha quindi apprezzato favorevolmente il bilancio consolidato della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Apro la discussione generale sul bilancio consolidato 2021. Se c'è qualcuno dei colleghi che vuole intervenire. Onorevole Sonzeri, prego. Grazie Presidente di nuovo. Intanto prendo atto che l'assessore ha interpretato una norma, perché ci sta dicendo che si può approvare il consolidato senza avere il rendiconto, perché c'è un parere dei revisori. Io vorrei essere positivo come lo è lei, però non vorrei ritrovarmi tra 2 anni qui nuovamente a dirle gliel'avevo detto, perché modificheremo certamente il rendiconto 20 e quindi dovremo modificare il consolidato 20, modificheremo certamente il rendiconto 21 e quindi dovremo modificare il consolidato 21. Allora, visto che siamo sul tema, proviamo a parlare del rendiconto 21 così come tutti gli altri. Il consolidato 21 è vero che, come dice l'assessore, aumenta il numero di enti che vengono inseriti all'interno del consolidato, ma nuovamente fa emergere tutti quei problemi e quegli errori che sono emersi nel corso degli anni in merito alla relazione che si ha tra la Regione e i suoi enti, che vanno dalla totale assenza di collaborazione tra ente principale, quale è la Regione, e quello degli enti che vengono vigilati e controllati dalla stessa, e soprattutto questa collaborazione denota una serie di mancanze che abbiamo più volte sottolineato sia in aula che in Commissione bilancio. Allora, intanto, prima di tutto, ci sono 2 problemi fondamentali che solleva ogni anno in maniera costante la Corte dei Conti. Il primo è quello della totale assenza di un sistema informativo unitario che prenda i dati dalle società e dagli enti e li trasferisca in maniera chiara, trasparente e pubblica nei confronti della Regione. Come funziona ad oggi? Alle mail. C'è il Dipartimento della Ragioneria del Bilancio che invia una mail agli enti e gli ricorda che devono trasmettere i bilanci alla Regione per fare il consolidato. Consideri che il 60-70% delle volte questi bilanci non vengono trasmessi, quindi non si ha assolutamente una corrispondenza e, come dicevo precedentemente,
viene meno quel come dire, senso di rispetto che si ha e di sorveglianza che dovrebbe avere la Regione nei confronti degli enti e delle società da parte della Regione, perché semplicemente non rispondono alla mail del Ragioniere Generale quando chiede i bilanci delle società e degli enti. E ci sono tutta una serie di dubbi che riguardano ovviamente i rapporti finanziari e patrimoniali tra la Regione e i suoi enti, che tutte le volte di fatto vengono sollevati. Ma andiamo un po' più nello specifico, cioè di quali enti parliamo. Poco fa l'assessore diceva che sono aumentati gli enti che hanno trasmesso i dati, e questo è concreto, siamo arrivati a una sessantina rispetto a periodi in cui erano 7, 8, 9 e di fatto non si consolidava sostanzialmente nulla. Però continuano a rimanere dei problemi che sono abbastanza cronici all'interno del bilancio consolidato. Partiamo magari dai più piccolini, dai consorzi di ricerca. Assessore, sui consorzi di ricerca c'è il Centro Regionale di Bioevoluzione BES, che io non so se lei lo conosce, sa dov'è, sa cosa fa. Io, mi creda, sono 5-6 anni che provo a raggiungere il Presidente, mai avuto nessuna risposta, non ho idea se ha una sede, e l'ultima volta che era possibile visionare all'interno dell'amministrazione trasparente gli atti di questo centro di ricerca, il Presidente si autoassegnava delle consulenze, quindi era lui stesso che si nominava consulente del centro di ricerca. Un paradosso, devo dire, unico, che abbiamo più volte sollevato anche con interrogazioni parlamentari, delle quali ovviamente non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Non comprendiamo a cosa serva oggi la nostra Regione, e più volte l'Assemblea, anche con un disegno di legge che porta la firma del nostro gruppo parlamentare, ha chiesto di unire i consorzi di ricerca, quantomeno quelli più piccoli. Magari c'è il Corfilac che ha un bilancio diciamo maggiore, un po' più impegnativo, ma gli altri potrebbero essere certamente accorpati. Come se non bastasse, stamattina, ma per puro scrupolo personale, sono andato a cercare sul sito, è scomparso il sito, quindi non c'è neanche il sito del BES e non c'è neanche l'amministrazione trasparente. Una cosa che probabilmente andrebbe segnalata all'organo di vigilanza che è la Regione, ma probabilmente anche alla Corte dei Conti, perché diciamo, se un ente pubblico fa scomparire l'amministrazione trasparente, a me qualcosa non torna. I consorzi di bonifica. Presidente, nessuno dei consorzi di bonifica ha dato riscontro alla richiesta della Regione, quindi non c'è ad oggi un solo consorzio che ha trasmesso i bilanci alla nostra Regione, che il più delle volte non ha, ma che di fatto crea un problema al consolidato della nostra Regione. I consorzi di bonifica, legge e riforma del 2014, decreti attuativi del 2017, siamo a metà 2023 e ci sono ancora i commissari. Cioè dal 2014 la legge che li riforma, con la creazione di soli 2 consorzi di bonifica. Nel 2017 ci sono come dire, i decreti attuativi, e nel 2023 abbiamo ancora i commissari nominati dal Governo della Regione, un problema che abbiamo già sollevato all'assessore San Martino e che certamente non aiuta l'organo di vigilanza, perché è notizia dei giorni scorsi quando abbiamo scoperto che c'erano dirigenti, come dire, avanzamenti di carriera avvenuti senza alcun parere da parte dei revisori e quindi contabile da parte dell'ente stesso, e soprattutto di vigilanza da parte della Regione. La CRIAS, nel bilancio consolidato c'è scritto che invia, leggo testualmente, una mail del 17 ottobre 22. Cioè questa è la giustificazione inserita in tabella. Ma quella che mi è saltato subito diciamo agli occhi è l'assenza di ESA. Allora, su questo, Presidente, io le prego di fare un attimo attenzione, perché non so se è stato già sollevato in Commissione Bilancio, se l'assessore ne ha conoscenza. Io credo che quello riportato nel consolidato sia totalmente errato. Leggo testualmente. Con pagina 12 del consolidato, con nota 4662 del 12 maggio 22, comunicano che si occupano solo dei crediti esigibili e non hanno bilancio del 21. Leggo ultimo approvato 2009, cioè non c'è una cosa vera, perché l'ESA non è un ente messo in liquidazione, come si lascia intendere dicendo che si occupano solo dei crediti esigibili. E l'ultimo approvato 2029 è assolutamente falso, cioè l'ESA ha il bilancio approvato del 2021, c'è un errore proprio materiale nel consolidamento a tutti gli effetti, e il fatto che non sia stato inserito ESA all'interno del consolidato mi lascia pensare. Allora, o c'è un errore e quindi non si è voluto inserire un ente che prende circa 20 milioni di euro ogni anno da parte della Regione all'interno del consolidato,
Oppure, non lo so, mi sfugge del tutto la ratio, perché non stiamo parlando del BES, che poco fa diciamo, ho sbeffeggiato, diciamo, perché di fatto non è neanche l'amministrazione trasparente, parliamo dell'ESA che ha 20 milioni di euro di trasferimento da parte della Regione nei confronti di questo ente strategico, molto discusso per carità, ma sicuramente strategico da parte della Regione, che nel consolidato dicono di non avere i bilanci dal 2009. Guardi, per mero scrupolo anche questo mi sono andato a cercare, l'ultimo rendiconto approvato con delibera tra l'altro di giunta è del 2021 e il non aver inserito mi fa sorgere qualche dubbio. Mancano ovviamente la FOS che ogni anno diciamo, prende finanziamenti dalla parte della Regione, nessun riscontro pervenuto, la Fondazione De Pirandello di Agrigento, il BRAS di Palermo, anche lì nessun riscontro da parte della Regione, IRSAP, Presidente, è uno di quegli enti che dovrebbe essere strategico per la nostra Regione, soprattutto nel momento in cui c'è la riforma delle ZES, la possibilità di rilanciare le nostre aree industriali, non ha i bilanci approvati, non sono stati trasmessi, anche qui nessun riscontro pervenuto, manca completamente la governance. Abbiamo un direttore generale che è direttore generale da solo da anni. Cioè manca completamente il CDA, la legge di riforma voluta dall'assessore Turano lo scorso anno di fatto non è entrata assolutamente in azione. AST, nessun riscontro pervenuto. AST, una di quelle società che in questo momento l'Assemblea regionale siciliana sta affrontando, discutendone intanto dei principi cardine, che è quello della mobilità all'interno della nostra regione, ma dall'altra parte una gestione scellerata. Io ricordo bene quando l'allora Presidente poi indagato, rinviato ai giudizi con tutta una serie di dipendenti da parte della regione, da parte dell'AST, ci diceva che i bilanci avevano fatto l'operazione verità, avevano risolto i problemi del bilancio dell'AST. Peccato che oggi in Commissione Bilancio vengono a chiedere risorse perché mancano circa 80 milioni, ci sono circa 80 milioni di euro di debiti. E poi le ASI. Le ASI, Presidente, sono anni che parliamo dei commissari liquidatori delle ASI, ogni volta i governi che si susseguono decidono di nominare nuovi commissari liquidatori delle ASI, ma di fatto non un solo bando per la liquidazione viene fatto, non un solo bilancio viene approvato, ma continuiamo a pagare dei commissari liquidatori e, come se non bastasse, visto che siamo in temi di liquidazione, mi permetto di dire che ad oggi sia il governo Musumeci sia il governo Schifani, che per carità si è insediato oggi ma di fatto è in continuità con quello precedente, sì, sto per terminare, non ha completato nessuna liquidazione richiesta. Ricordo a me stesso, lo ricordo anche al governo, che l'opera di razionalizzazione delle società degli enti e la liquidazione degli enti dalla parte della Regione è uno degli obiettivi che rientra nel piano di revisione del nostro bilancio e soprattutto che ci permette di spalmare in qualche modo il disavanzo che ci è stato certificato nel 2018 ed è il motivo per il quale tutti i governi che si sono succeduti ci hanno permesso di procedere. Ora, lasciando stare questo sciorinamento delle società e degli enti che mi sono permesso di citare all'interno del consolidato, per me il problema centrale, come dicevo precedentemente, è che noi oggi quest'Aula non può approvare un consolidato se non abbiamo un rendiconto approvato. Ed è uno dei problemi, secondo me, che è stato trattato con superficialità o probabilmente disattenzione della Commissione Bilancio, ma che ritroveremo purtroppo a dover discutere successivamente. Grazie onorevole Sunseri, l'onorevole Gennuso è in congedo, non ho altri iscritti a parlare. Colleghi, nei vostri tablet troverete, Assessore, lei vuole replicare ulteriormente sul consolidato 2021? Se vuole replicare le do sul consolidato 2021, se vuole aggiungere qualche altra cosa. Prego, Assessore. Sì, grazie Presidente. No, soltanto per precisare alcune questioni del Presidente Sunseri. Sostanzialmente alcuni enti che non sono consolidati escono da quel perimetro perché di fatto, non sono rilevanti. Cioè possono anche non essere consolidati perché non hanno raggiunto quella rilevanza del famoso 3%, ma questo non significa che gli enti non sono sottoposti a monitoraggio, tutt'altro. In più vorrei anche far presente che noi l'impegno che abbiamo preso poc'anzi è quello che alcuni enti
che oltre al BS di cui parlava, ma ci sono molti enti, ad esempio se li andassimo a leggere, sono enti che ormai non hanno veramente più alcun tipo di importanza, potremmo dire, sotto un profilo economico-finanziaria. Immaginatevi il Fondo Siciliano per l'assistenza e il collocamento dei lavoratori, era quello il fondo dei cantieri di lavoro, il fondo di formazione per la polizia municipale. Cioè, immaginate che sto facendo due ad esempio, ma potrei dire il centro regionale per l'inventariazione, la catalogazione, la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, audiovisiva e così via dei beni culturali. Cioè, sono degli enti per i quali il governo e l'assessorato all'economia sta lavorando per capire quegli enti che devono essere chiusi, devono essere cancellati dal registro delle imprese. Poi, ad esempio, riferendoci all'Aste, l'Aste non è stata consolidata perché purtroppo il bilancio, essendo in difficoltà finanziaria, il bilancio del 2021 non è stato ancora approvato. Il Presidente Castiglione ci ha riferito nella Commissione congiunta bilancio e trasporti, la quarta assieme alla seconda, che entro 15 giorni prossimi anche il bilancio 21 sarà approvato. Quindi in quel momento potremo allora procedere al consolidamento. Perché faccio queste considerazioni? Perché al di là di tutto quello che si dice, al di là della difficoltà che tutti questi enti hanno, dei consorzi di bonifica all'IRSAP e così via, comunque che in questi ultimi 2 anni ci sia stato un miglioramento nel monitoraggio, nelle informazioni, anche nei conti economico-patrimoniali di questi enti è sotto gli occhi di tutti e gli stessi revisori dei conti lo testimoniano. In più vorrei dire, Presidente Sunseri, che mentre sul bilancio consolidato 19 non c'era il parere dei revisori dei conti, nel bilancio 2020 invece c'è stato il parere dei revisori dei conti, eravamo nominati da poco, eletti da poco e hanno espresso il parere. E quando oggi noi andiamo a procedere col rendiconto, il rendiconto, una volta approvato in giunta, prima di essere trasmesso per la parifica alla Corte dei Conti, viene sottoposto al parere dei revisori dei conti, i quali, ove vedessero o hanno visto che ci sono delle partite da modificare o da correggere, procedono in tal senso e lo hanno fatto. Tant'è che noi abbiamo sul rendiconto 21 abbiamo proceduto a una modifica prima di mandarlo alla parifica e siamo ritornati in giunta e lo abbiamo corretto. E quella modifica, se andiamo a vedere, la ritroviamo anche modificata nel bilancio consolidato 21. Ecco perché dico che quello che abbiamo esplicitato in Commissione Bilancio e tra gli uffici dell'Assemblea regionale e il nostro ragioniere generale e il responsabile del servizio competente, il dottore Calandra, abbiamo appunto dimostrato all'onorevole Cracolici, che ci aveva manifestato questa stessa perplessità, che il bilancio consolidato va fatto non dopo che sia stato approvato il relativo rendiconto di anno, ma prima che sia mandato alla parifica, magari con alcuni correttivi, così come noi oggi abbiamo fatto. Per cui, se andate a vedere il rendiconto del 21, nel rendiconto del 21 andiamo a verificare che gli stessi revisori dei conti a pagina 31 dicono c'era una partita cosiddetta sospesa di 2.700.000 euro e abbiamo proceduto ai correttivi. Ecco perché per queste ragioni il Governo chiede all'Aula di apprezzare favorevolmente. Sull'ESA, allora sull'ESA non è un ente che non arriva alla rilevanza. È vero che c'è stato questo errore, ma è un errore materiale perché sull'ESA l'anno scorso abbiamo in giunta approvato diversi bilanci e diversi anche conti consuntivi. Grazie Assessore. Colleghi, nei vostri tablet troverete gli ordini del giorno 72 e 73. Io vi darei la possibilità, un paio di minuti, di leggere gli ordini del giorno e poi li mettiamo in votazione. E quindi sospendo, sì, un attimo onorevole
Lombardo. Sospendo la seduta per un paio di minuti, in maniera tale che vi do la possibilità di leggere i 2 ordini del giorno e poi andiamo al voto. La seduta riprende. Allora, colleghi, dobbiamo intanto votare l'ordine del giorno numero 72. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Dobbiamo approvare l'ordine del giorno numero 73. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Allora, dopo la conferenza dei capigruppo abbiamo deciso, in funzione del fatto che riteniamo che il dibattito sul tema del regionalismo differenziato possa posticiparsi di una settimana, soprattutto in funzione del fatto che oggi è un giorno importante rispetto alla scadenza dei contratti del precariato Covid. In sostanza si è pensato di voler posticipare quello sul regionalismo differenziato a martedì alle 11. Noi chiaramente come Assemblea cercheremo alle 15, scusate, martedì alle ore 15, perché c'è commissione antimafia. Ok. Noi, così come abbiamo stabilito durante la conferenza dei capigruppo, siamo disponibili a trovare assolutamente tutte le possibili soluzioni che siano sostenibili, però prima chiediamo al Governo se ha pensato a qualche idea o proposta che noi eventualmente potremo apprezzare. Quindi chiedo al Governo se ci sono soluzioni possibili rispetto al tema dei precari. Su questo tema? È meglio di... Grazie Presidente. Allora, la posizione del Governo è molto chiara, l'ha esplicitata ieri l'assessore Giovanna Volo quando ha incontrato i sindacati e ha chiarito la impossibilità di prorogare per via dell'emergenza Covid queste risorse professionali che sono state utilizzate per 2 anni dalle aziende sanitarie, dal Servizio Sanitario Regionale Siciliano. Ciò nonostante, Presidente, lei ha detto bene, così come abbiamo fatto in conferenza dei capigruppo, ci si è, come dire, confrontati su questo tema e sull'esigenza di non disperdere queste professionalità. Si è immaginato di trovare dei percorsi alternativi per capire, e già l'assessore Volo con una circolare ha chiesto a tutte le aziende sanitarie e ospedaliere quali sono i fabbisogni per poter utilmente utilizzare questo personale nelle more che poi ci sarà e nei limiti comunque dei fabbisogni, nelle more che saranno avviati e si concluderanno i processi di reclutamento, di stabilizzazione, di selezione. Questo che significa? Significa che ancorché per alcuni giorni, qualche settimana magari, queste risorse professionali utilissime, attenzione, a cui va il ringraziamento nostro per l'impegno che hanno profuso in questi svariati mesi dell'anno 22, 21 e 20, bene, è chiaro che possiamo poi trovare anche delle soluzioni perché gli stessi diciamo così, queste stesse risorse potranno essere ben utilizzate per poter garantire anche i livelli essenziali di assistenza. Quindi ci vorrà un minimo di riflessione, perché dobbiamo anche considerare che giovedì mattina in Commissione Sesta abbiamo l'altra vicenda che riguarda questa ipotetica condizione finanziaria in cui versa il fondo del servizio sanitario regionale. Sappiamo tutti che ci sono dei problemi finanziari e vanno affrontati, quindi non dobbiamo creare né dei buchi di bilancio né tantomeno possiamo utilizzare strumenti inidonei per raggiungere invece dei traguardi assolutamente nobili e soprattutto strategici.
Grazie. Assessore, prima di qualsiasi genere di intervento, che comunque ha chiesto prima di intervenire l'onorevole Zitelli, io è giusto, Assessore, che le dica che abbiamo voluto stravolgere anche, intanto la ringrazio per essere intervenuto e comunque aver dato una risposta, anche perché purtroppo stava passando, probabilmente a causa di qualche disinformazione, un messaggio sbagliato, come se ci fosse qualcuno che invece stesse andando in una direzione contraria nel voler valorizzare e soprattutto custodire quello che ormai per noi certamente rappresenta un patrimonio che non deve essere inteso come corsia preferenziale verso sicuramente altri soggetti precari che da più anni magari sono nelle stesse condizioni. Pertanto io in tutti i casi ai colleghi, al netto degli interventi, dopo chiederò una sospensione di mezz'ora, un'ora o il tempo che sarà necessario per avanzare una proposta, mi auguro unitaria, che possa essere però sostenibile, reale e non una proposta che getti fumo negli occhi. Aveva chiesto di intervenire l'onorevole Zitelli, prego. Grazie Presidente, Governo, colleghi. Io non è una giornata felice per me, già per una condizione familiare, ma non potevo non essere presente per il tema che volevo affrontare e che pensavo fosse scontato, quello dei precari Covid. Un problema, ne parliamo da tanti mesi, c'era una proroga che già si conosceva da fine anno, dal dicembre 2022, e noi arriviamo l'ultimo giorno a non capire un po' come siamo messi. Avrei voluto qui, devo essere sincero, l'assessore Volo per l'importanza del tema e della giornata, però lo rivolgo agli altri componenti del Governo. Credo che sia essenziale affrontare questo tema e dobbiamo dare oggi, io credo proprio oggi, una risposta a questi ragazzi che certamente non vivono ore felici. Li abbiamo, tra virgolette, utilizzati come sistema perché hanno dato un contributo importante e noi l'ultimo giorno non siamo ancora in grado di dare una risposta certa. Capisco le parole, che le parole sono parole, poi il da farsi è una cosa diversa, tra il dire e il fare c'è il mare, mi rendo conto, però pensavo che l'assessore Volo potesse portare in aula una soluzione e ritengo che così come diceva l'assessore Falcone poc'anzi, il fabbisogno del piano triennale, ma mi risulta che alcune aziende ce li hanno e quindi è una condizione essenziale che credo sia stata in parte, molte aziende già sono pronte, e l'altro è il discorso economico. Volevo dire soltanto una cosa, io ho due dati quasi ufficiali, intanto l'incremento del capitolo rispetto all'esercizio dell'anno scorso si è incrementato del 10%, quindi un più positivo, e poi mi risulta anche che nell'ultimo piano che è stato portato, che nelle nostre che possiamo leggere, ci sono in tutta la Sicilia 280 milioni di euro di avanzo nel piano delle risorse umane che le singole aziende non sono riuscite a spendere. Allora io mi chiedo, l'altra volta si diceva che si aspettava il governo nazionale, doveva lavorare il governo nazionale perché doveva fare degli emendamenti e così via. Ci siamo un po' attivati tutti quanti, tutti i colleghi, tutto il Parlamento si è attivato e anche i nostri colleghi nazionali, deputati nazionali hanno presentato gli emendamenti in tal senso a livello nazionale e sono state poi approvate nel decreto milleproroghe, che è diventato legge, lo dico perché è stato già firmato ed è stato inserito nella Gazzetta. E allora non abbiamo più alibi, secondo me, e oggi è un giorno che dobbiamo dare per la dignità di questo Parlamento, per la dignità di ognuno di noi. Siamo stati sommersi da telefonate, da messaggi, è giusto che si dia una risposta positiva, perché credo, così come ho detto, che ci siano tutte le condizioni possibili e immaginabili. Ricordo quando i nostri colleghi, i nostri interventi si riferivano al Parlamento nazionale che doveva lavorare, così hanno fatto. Ricordo gli emendamenti di Ciancitto, di Maglio Messina e di tanti altri, sono stati inseriti. Adesso che abbiamo anche la legge nazionale già approvata e pubblicata, adesso facciamo un altro tipo di discorso. Capisco lo sforzo del governo, a dire
dell'assessore Falcone, ma ritengo che sia una soluzione che ci voglia troppo tempo e non possiamo aspettare. Quindi prego anche la Presidenza dell'ARS, così come ha detto, e che la stimo che ho, che si possa invece realizzare in tempi brevissimi e che oggi si possa dare le linee guida. Grazie. Grazie onorevole Zitelli. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Miccichè. Grazie Presidente. Assessore Falcone, intanto la ringrazio perché comunque la disponibilità che lei ha dato oggi nella conferenza dei capigruppo è importante e l'abbiamo anche comunicato a questi ragazzi che stanno aspettando qualche notizia da parte nostra. Però vorrei mettere un attimo ordine nella vicenda. Oggi in capigruppo, così come sapevamo, ci sono state dette due cose. La prima, che ci sarebbero delle difficoltà di ordine giuridico-amministrativo nel fare queste proroghe. La seconda, che non ci sarebbero state le risorse per poterlo fare. Ora, non so se avete notato che non più di mezz'ora fa è uscito un comunicato da parte del gruppo parlamentare nazionale di Fratelli d'Italia con cui addirittura stigmatizza l'operato del lavoro dicendo è sbagliato, bisogna assolutamente farlo. Allora, o noi, come dire, dobbiamo sempre aspettare le notizie da Roma per sapere quello che possiamo fare, però se il gruppo nazionale dei Fratelli d'Italia, che è il partito della Meloni, dice addirittura se la prende con la Volo dicendo ha sbagliato la Volo, e questa cosa si deve assolutamente fare. Non so se lei ha visto questo comunicato, ma allora di che cosa stiamo parlando? Allora, così come ci siamo detti in capigruppo, qualsiasi soluzione è possibile, ma a mio avviso nulla sarà possibile se non ci fermiamo con la proroga. O noi diamo la proroga comunque di un mese, di 2 mesi, il tempo di lavorare per trovare la soluzione, o comunque quelli scadono oggi. Cioè qualsiasi soluzione noi possiamo trovare passerà primo dal non convincimento reale di queste persone che stanno lavorando per quello, perché nel momento in cui non facciamo la proroga diranno vabbè, ne fottero ancora una volta e hanno tutto il diritto di pensarlo, anche se noi cercheremo di convincerli che non è vero. Secondo, perché comunque qualsiasi norma in continuità di qualcosa che esiste già è certamente più facile che non una norma che vada a recuperare persone che in quel momento sono già fuori. Quindi se sono dentro l'amministrazione con una proroga che noi possiamo concedere, ancora si potranno fare. Se no, so per esperienza, da troppi anni faccio questo mestiere per non sapere che per esperienza o noi li proroghiamo o non si fa niente. Per cui la prego sinceramente di considerare il fatto, prima ancora di provare a trovare una soluzione noi, quale che sia, perché poi non è che si risolve stasera, noi possiamo fare delle proposte che poi devono essere viste, riviste dal governo, dall'assessorato alla sanità, dal suo assessorato al bilancio, però io vi supplico oggi di uscire da questo incontro, da quest'Aula, con la proroga. Perché se questi signori decadono oggi, così come la legge prevede, sarà realmente un problema per tutti. Lo dico con assoluta umiltà, ringraziando l'assessore Falcone per la disponibilità che ha dato durante la conferenza dei capigruppo, però assessore glielo dico per esperienza, o noi oggi diamo questa proroga o io stesso considererei quasi chiusa la partita, per cui siccome c'è troppa gente che aspetta, io credo che non può costare nulla una proroga di 1 mese, di 2 mesi, quello che è comunque fino a quando non troviamo la soluzione per rimettere a posto le cose e per ridare a questi ragazzi la possibilità di continuare a lavorare. Grazie onorevole Miccichè, però giusto per rasserenare, se così si può dire, comunque per essere ancora più chiari, il fatto eventuale di non essere in servizio non è pregiudizievole rispetto a un discorso di stabilizzazione. Credo che su questo oggi, grazie al milleproroghe, siamo tutti concordi, quindi è giusto essere quanto più chiari possibili. Aveva chiesto di intervenire l'onorevole Catanzaro. Prego, onorevole. Sì, grazie Presidente.
colleghi, assessori. Bene, dopo 2 ore e mezzo di conferenza dei capigruppo, Presidente dell'Assemblea, siamo tornati in aula, abbiamo approvato velocemente il consolidato e abbiamo deciso di occuparci di un tema che in queste giornate è un tema caratterizzante delle ore, dei giorni che si sono susseguiti e che purtroppo, secondo me, arriva in forma tardiva qui in aula, affrontato da parte del Governo. Il tema è iniziato già nel periodo di dicembre, quando noi siamo intervenuti con la legge e con l'articolo 4 sulla proroga di questi, li chiamo io disgraziati lavoratori, sì, perché loro si sono ritrovati nel periodo del Covid ad essere presenti, ad affrontare e supportare un momento di enorme difficoltà e adesso, oggi, siamo nelle ultime ore come battute finali e il governo regionale in queste ore ci sta dicendo che non c'è una possibilità di proroga. È vero, a livello nazionale nel decreto il Partito Democratico si è presentato con un proprio decreto nella legge del mille proroghe e continua adesso anche con altri gruppi, dove noi ovviamente siamo intervenuti per mettere dentro nella legge di stabilità nazionale questi lavoratori. Dopodiché che cos'è che è accaduto? C'è stato un rimbalzo e un continuo rimbalzo sempre di responsabilità. Forse qualcuno voleva alludere al fatto che c'erano delle responsabilità addirittura da parte del Partito Democratico che si opponeva all'ingresso di questi lavoratori perché il governo regionale diceva che se non c'era la presenza del governo nazionale ovviamente non si poteva proseguire. E questa è stata la prima falsità. Noi nei giorni, nelle settimane ci siamo confrontati con moltissimi di questi lavoratori che ci sono venuti a trovare. Non abbiamo mai prestato il fianco a nessuna forma di demagogia, tranne, caro Presidente dell'Assemblea, a quella di ieri, dove non vedo presente una parte importante ed autorevole di questa giunta, cioè l'assessore competente alla sanità. Però un secondo, mi perdoni, Presidente, vi faccio concludere. No, un istante, se no facciamo passare un messaggio sbagliato. Questo che stiamo facendo oggi è un'assoluta forzatura nei confronti di un tema importante. Presidente, Nessuno ha avvisato il governo né l'assessore Volo, pertanto non possiamo addossare responsabilità che non esistono. C'è però un'intera giunta qui al completo che comunque... Ok, mi rivolgo all'assessore al bilancio. No, per essere chiari, anche sul fatto, mi perdoni, rispetto al fatto della demagogia, l'onorevole Zitelli ha fatto un intervento differente parlando di tutti i gruppi parlamentari a livello nazionale. Presidente, questa è una battaglia di tutti, non di una parte politica. Non sto parcellizzando la battaglia, ma lei mi deve fare parlare perché è il nostro diritto, perché in queste ore ne abbiamo sentite diverse. Addirittura abbiamo sentito, ed ecco perché mi riferivo all'assessore alla salute, che ci voleva un atto di indirizzo da parte dell'Assemblea regionale per poter proseguire il contratto di lavoro dei precari Covid. Cosa più falsa che in queste ore, e lei lo sa benissimo perché poc'anzi ne abbiamo ampiamente discusso, cosa più falsa perché così non è. Però è stato un messaggio, caro Presidente, se lei riguardisce me, un messaggio distorto che in queste ore è arrivato a noi gruppi parlamentari come se i parlamentari si opponessero a un qualcosa che il governo volesse fare in queste ore, in queste giornate. E allora, Presidente, noi non ci stiamo e ne siamo convinti perché questo tema lo abbiamo trattato più volte e siamo convinti che questi lavoratori oggi hanno diritto di garanzia alla dignità. E dice bene lei,
Noi non vogliamo farne una battaglia di bandiera, di partito politico, perché siamo andati avanti su questo tema con tutte le forze parlamentari e vogliamo proseguire. Però ad oggi dobbiamo prendere atto che il governo regionale non sta arrivando in aula con una soluzione che garantisce. È vero quello che lei ha detto, che il percorso noi possiamo parlare sicuramente per la stabilizzazione, però oggi è pur vero, il collega Miccichè ha ragione, se noi non diamo la prosecuzione a questo contratto per altri 2 mesi, ed è per questo che il Partito Democratico, ma penso anche gli altri gruppi, si staranno determinando per dire al governo: impegniamoci a non tralasciare questo tema nella continuità del rapporto di lavoro, perché altrimenti il rischio è che poi sarà troppo tardi per discutere della stabilizzazione. Grazie onorevole Catanzaro, è giusto che io dica che non mi permetterei mai di redarguirla, ma è altrettanto giusto che le dica che un eventuale ragionamento si deve fare in maniera complessiva. Molti sanno che sono favorevole alla questione dei lavoratori, ma senza lasciare indietro, dei lavoratori che hanno prestato servizio durante l'emergenza pandemica, ma senza lasciare indietro coloro i quali sono già precari all'interno delle ASP. E credo che anche loro siano assolutamente convinti di voler fare un ragionamento complessivo e non che li faccia vedere come persone che vogliono sorpassare in una corsia preferenziale, perché certamente questo non sono. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Lavardera. Prego, onorevole. Grazie Presidente, grazie Assessore Falcone. A onor del vero bisogna prendere atto del fatto che l'Assessore Falcone ha parlato rispetto a questa vicenda, ha dato le indicazioni di questo Governo e ne prendiamo atto, ma non possiamo non prendere atto, caro Presidente, della completa improvvisazione, totale e complessiva di questo Governo rispetto a questo tema, perché noi ci troviamo oggi a parlare di una faccenda che al 28 di febbraio avrebbe dovuto avere una risposta chiara e precisa già diverse settimane fa. Noi parliamo di una faccenda che inizia già dal 1° gennaio, cioè noi arriviamo ad oggi sapendo che questa proroga aveva questa data di scadenza e che questo Parlamento stia discutendo oggi di questa faccenda. Non era nemmeno merito nostro, perché quello che abbiamo assistito ieri da parte di una nota dell'assessore Volo penso sia irrispettoso verso questo Parlamento, Presidente, perché l'assessore Volo ha fatto intendere tra le righe che questo atto di indirizzo politico doveva arrivare dal Parlamento, quando forse dimentica che l'unica realtà che può dare atti di indirizzi politici è il Governo. E questo lo dobbiamo dire senza se e senza ma. Noi ci troviamo purtroppo oggi a discutere di una faccenda che avrebbe dovuto avere risposta già qualche settimana fa. Però è l'idea complessiva che si ha di sanità, la visione che si ha di sanità che non va bene, Presidente. Perché noi più volte abbiamo sollecitato l'assessore a dare risposte su determinati argomenti e oggi, ad esempio, perché è giusto dirlo, si era detto la settimana scorsa che saremmo dovuti arrivare a quest'oggi, a martedì, perché l'assessore doveva tornare in aula a rispondere alle delle interrogazioni e la settimana scorsa ha farfugliato chissà che cosa, perché forse ancora le risposte gli uffici non gliel'hanno scritte. Perché siamo davanti a questa arte allo stato dell'arte. Un assessore che è venuto in aula la settimana scorsa, che è stata convocata a un'aula per discutere le interrogazioni, che guardava dei foglietti, non sono pronta, probabilmente questi compiti a casa stanno durando oltremodo. Ecco, noi non dobbiamo dimenticarci che la figura dei tecnici e degli informatici, che qualcuno ha voluto scaricare dicendo vabbè, ma tanto la sanità la fanno soltanto i sanitari, è vero, ma il ruolo che hanno avuto i tecnici e gli informatici in quel periodo è stato fondamentale rispetto a una visione di sanità che questa regione ancora non ha. Il sistema Israele, forse dico cose folli, cose lontane dalla realtà, ma ricordiamoci che il sistema Israele nella visione di sanità è una visione di informatizzazione della sanità stessa, e quei tecnici precari Covid hanno dato lezioni. Io voglio ricordare l'incredibile lavoro svolto dalla Fiera del Mediterraneo e dal commissario Costa
e hanno dato lezioni di come si riusciva ad avere una visione di sanità nell'informatizzazione stessa, perché un altro errore che è stato fatto è vabbè, stiamo salvando i sanitari e vabbè, ma tanto i tecnici e gli informatici che cosa hanno fatto? Un lavoro tanto importante e straordinario quanto lo hanno svolto i stessi sanitari. Ed è il problema politico, e vado verso la conclusione, perché, caro Parlamento, noi dobbiamo apprendere che sta accadendo un fatto grave. Nei primi 3 mesi di questo governo c'è la vera crisi politica di questo Parlamento, perché se il Parlamento... Sì, proprio così, crisi politica, caro collega Figuccia, sai perché? Perché se il primo partito, Fratelli d'Italia, sconfessa lo stesso operato dell'assessore Volo, vuol dire che siete, come si dice in americano, a mare totale. Sì, la maggioranza, proprio così, siete arrivati a questo punto, a 3 mesi. Si rivolga non verso si la Presidenza, non si può sconfessare Fratelli d'Italia lo stesso partito di un assessore di questa maggioranza, vuol dire che mancate anche di raccordo tra voi stessi. Non c'è alcuna E sconfessione. questo è il tema. Presidente, mi perdoni, queste sono considerazioni che nell'esercizio delle mie funzioni io devo fare e non voglio il commentino finale. Il commentino finale non lo voglio. Io faccio esercizi e le cose che dico da questo pulpito vorrei e desidererei che non ci fosse il commentino politico, perché lei è il presidente di tutti. Ok? Quindi dico semplicemente che davanti a questa realtà, però lei in tutti i casi da regolamento si deve rivolgere e io mi rivolgo al Presidente, siccome vedevo che Figuccia parlocchiava, mi rivolgo a lei, e dico che siamo davanti alla prima crisi politica e bisogna prenderne atto, bisogna prendere atto che questo governo ha un problema e si chiama Giovanna Volo, è un problema serio. E bisogna raggiungere un risultato, un assessore che non ascolta, un assessore che viene in aula non preparata, un assessore che non risponde alle esigenze dell'opposizione è inadeguata al ruolo che ricopre. Grazie onorevole Lavardera. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Lombardo Giuseppe. Molto dopo. Presidente, assessori, colleghi, io ringrazio l'onorevole Falcone che da solo si è preso carico della problematica provando a difendere quello che, a mio avviso, politicamente è indifendibile. Perché oggi là in quel banco non ci dovrebbe essere l'assessore Falcone. Ci dovrebbe essere, anzi ci dovrebbero essere gli attori e i protagonisti del momento che stiamo vivendo in questo momento per colpa loro, e cioè il presidente Musumeci, ex presidente, e l'assessore Razza. Io voglio ricordare a quest'Aula, ex assessore Razza, voglio ricordare a quest'Aula perché oggi ci troviamo qua a discutere il 28 febbraio del 2023 e capisco anche l'imbarazzo di Fratelli d'Italia che chiamano in causa l'assessore Volo. Ci sono degli atti che sono stati prodotti dall'assessore, anzi dall'ex assessore Razza, prima con una circolare fatta a marzo del 2022 e poi con una nota in piena campagna elettorale, in modo scorretto, entrando a piedi uniti in campagna elettorale su un argomento molto delicato, ed esattamente il 21 settembre, a 4 giorni dal voto. Cioè, se il problema, se fra virgolette si può chiamare così, dei precari Covid si è trascinato fino al 31 dicembre 2022 e poi si è provato in quest'Aula a dare ulteriore tempo all'assessore Volo affinché si desse una risposta compiuta, viene dal precedente governo. Viene dal precedente governo perché nessuno ha vigilato su quello che aveva scritto l'assessore Razza, che dovevano fare le ASP. E l'abbiamo detto noi, anche con la proroga che abbiamo concesso in quest'Aula
a fine 2022 e nessuno ha vigilato presso le ASP per capire quello che dovevano fare e quale poteva essere la risposta. Abbiamo nascosto la polvere sotto il tappeto rimandando e oggi siamo qua e qualcuno da fuori ed esattamente dal governo ed esattamente dall'assessore ha girato la palla in questo campo. E io allora in questo campo, visto che qua in aula si fanno anche valutazioni e riflessioni politiche, io dico che il problema è politico, Presidente, non è né tecnico, perché la soluzione tecnica i colleghi di Fratelli d'Italia dice che l'hanno risolta, e non è economica, perché io le voglio citare soltanto una delibera che ha fatto l'ASP di Messina. Però, onorevole, la prego, si attenga. Mi attengo al tema. La prego, perché sennò diventa un dibattito che non porta da nessuna parte. Presidente, la prego. Per favore, però, lei non mi deve interrompere e io mi attengo al tema. All'ASP di Messina, esattamente lo stesso giorno in cui venivano cessati i contratti in anticipo rispetto al 28 febbraio, perché il commissario dell'ASP diceva che non c'era la disponibilità economica, lo stesso commissario approva un preventivo di spesa per il servizio di assistenza e manutenzione del software Covid-19 relativo all'anno 2023, affidandolo alla ditta X, che non voglio citare ma sono atti pubblici, per l'importo di 100.000 euro e per la gestione da febbraio a giugno. Allora, se il problema è economico per tutti. Se le ASP non hanno le risorse, non ce l'hanno per nessuno. Se invece il problema secondo me è politico, per come penso io che sia politico, e allora quest'Aula deve essere messa nelle condizioni di potersi pronunciare e dire quello che deve fare il governo, e il governo deve trovare subito la soluzione. Non mi piace la risposta per dire no, non si può fare, finisce qua. Qualcuno si deve assumere la responsabilità perché ci ha portato fino ad oggi. Altrimenti si doveva chiudere questa partita prima della campagna elettorale scorsa. Bisognava avere il coraggio di dire a 3.000 persone non c'è più bisogno di voi, ma bisognava avere il coraggio di dirlo prima del 25 settembre, non fare le cose come avvengono anche nel governo nazionale. Aspettiamo le date dell'elezione, consumiamo l'elezione regionale come in questo caso e poi diciamo che non c'è più il superbonus. Grazie. Che il governo si assume la responsabilità e dica quello che vuole fare. Grazie. Onorevole, c'è da dire, mi permetta di dirle che probabilmente le scelte sono fatte anche in funzione di determinati numeri che probabilmente in quel periodo erano più preoccupanti rispetto a una situazione odierna che certamente è differente. Al netto di questo ha chiesto di intervenire, credo, l'onorevole Spada. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Oggi qui siamo davanti all'ennesima contraddizione che c'è tra il Governo e questo Parlamento. Onorevole Cracolici. Che faccio, Presidente? Mi fermo un attimo che... Continua. Onorevole Falcone, per la stima che io ho nei suoi confronti, la invito a riflettere in maniera concreta e seria, anche alla luce degli interventi che sono stati fatti da parte dei colleghi di maggioranza e soprattutto alla luce dell'ordine del giorno che ha presentato il Partito Democratico, che prevede la proroga di 2 mesi di questi precari Covid, la invito a fare una riflessione di fondo. Questi lavoratori, queste persone sono state a disposizione delle ASP della nostra regione. Sono lavoratori, sono giovani lavoratori che in un periodo difficile come quello della pandemia si sono spesi per i nostri concittadini, dando un supporto importante in una situazione di crisi sanitaria e in una situazione in cui riversano le nostre ASP, che ho paura possa nuovamente ritornare
a crollare, anche perché le ASP della nostra regione sono in forte crisi pur essendo stata superata la fase pandemica connessa al Covid. E siccome questi lavoratori sono di ausilio e di supporto importante per le nostre ASP, la Regione e soprattutto l'Aula non si può permettere di abbandonare a loro stessi questi lavoratori. Abbiamo fatto diversi incontri, diverse riunioni, ho partecipato in Commissione Bilancio insieme ai miei colleghi e al Presidente della Commissione, dove era presente anche l'assessore Volo, ad un'audizione in cui l'assessore Volo ci aveva detto che si stava lavorando ad una soluzione. Quindi si stavano cercando di percorrere le strade che portassero alla risoluzione di questa problematica. È notizia di qualche giorno fa invece che l'assessore Volo, per poter dare seguito alla proroga di questi precari, voleva un atto di indirizzo da parte dell'Aula. E allora noi quest'atto di indirizzo l'abbiamo preparato e quest'ordine del giorno, che spero venga approvato all'unanimità da parte dell'Aula, che consentirà la proroga di 2 mesi di questi lavoratori. Nell'attesa, come diceva prima il Presidente Galvagno, cerchiamo di riordinare tutte le categorie dei lavoratori, sia quelli che hanno fatto il concorso, sia quelli che già sono stati assunti. So che alle ore 15 l'assessore Volo stava preparando una circolare per quanto riguarda la stabilizzazione degli operatori sanitari. Io direi che con quest'atto di indirizzo l'assessore, con un atto amministrativo, potrebbe benissimo intanto fare una proroga. Nel frattempo ci determiniamo come Aula tra maggioranza e opposizione e poniamo la parola fine a questa situazione, secondo me indegna, sia per il Parlamento che mi onoro di rappresentare, ma soprattutto per il Governo, che per l'ennesima volta rischia di non dare delle risposte concrete ai bisogni dei siciliani. Un ultimo appunto: ho partecipato, Presidente, qualche giorno fa ad una manifestazione che ha visto la partecipazione di più di 5.000 persone, che riguardava l'ospedale di Lentini. Ho visto un comunicato del Presidente della Regione che ha risposto alla manifestazione dicendo che non si faceva intimidire da questi atti o da questo tipo di manifestazioni, rinnovando la fiducia nei confronti dell'assessore Volo. Volevo dire al Presidente della Regione che i cittadini, che i parlamentari, che i sindaci della provincia di Siracusa sono con lui e con l'assessore Volo, e che la manifestazione organizzata era la manifestazione di un disagio che vive un intero territorio. Quindi, Assessore Falcone, la invito a farsi portavoce di queste esigenze e di dare delle risposte concrete e immediate, subito. Grazie. Grazie onorevole. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Burtone. Dopo l'onorevole Burtone c'è l'onorevole Carta. È in aula? Sì. Onorevole Gracolici, ci sono 5 Presidente, intanto per ribadire le richieste che sono state formulate dal nostro capogruppo Catanzaro e per ultimo da Spada, noi chiediamo subito una proroga per evitare interruzioni e poi una riflessione per arrivare al superamento del precariato. Perché non è un precariato qualsiasi, è un precariato che si è formato, dobbiamo avere memoria, in un momento delicatissimo della vita del nostro Paese e della Sicilia, quando avevamo la presenza devastante della pandemia e dei giovani, spesso neolaureati, si sono dati disponibili a fare un lavoro che in quel momento era molto rischioso. Glielo assicuro, Presidente, perché io da sindaco ma anche da medico ho affiancato questi giovani come volontario per fare i tamponi e devo dire che non era un momento semplice, perché il timore era presente nelle nostre comunità ma anche tra gli operatori. E quando parliamo di operatori non parliamo soltanto di operatori sanitari, non distinguiamo tra medici e tecnici sanitari, ma non distinguiamo neanche con quelli che hanno lavorato negli uffici.
Si ricorderà che tanti impiegati, tanti lavoratori che erano presenti nelle nostre strutture comunali, negli uffici regionali, in quel momento hanno aderito alla proposta di fare il lavoro a domicilio, proprio perché continuava questa difficoltà, questo pericolo di poter avere una contagiosità, di contrarre un virus che sappiamo essere stato devastante. Abbiamo avuto una prima proroga, ma la proroga, Presidente, Assessore Falcone, ha determinato tante ingiustizie, perché l'applicazione doveva essere portata avanti dalle ASP e sappiamo che alcune ASP hanno applicato in un modo, altre in maniera diametralmente opposta. Porto un esempio: alcuni medici co-co-co sono stati rinnovati, altri no. I medici che sono stati assunti con le società interinali sono stati subito esclusi e non si capisce perché. Quelli che lavorano nell'amministrazione come tecnici informatici hanno avuto qualche difficoltà in più rispetto a quelli che hanno fatto un'attività amministrativa, quelli che si sono occupati di una comunicazione importante totalmente esplusi. Allora io credo che questo ripensamento ci debba essere per mettere una condizione di giustizia. A me pare pure che nel futuro, quando lavoreremo per il superamento di questo precariato, dobbiamo individuare i luoghi, i territori dove dovranno essere localizzati questi ragazzi. Più volte, dico ragazzi perché soprattutto sono dei giovanissimi, più volte abbiamo in quest'Aula sostenuto che ci sono gli ospedali dei territori sforniti di personale, in quelle sedi possono svolgere un lavoro importantissimo. Concludo, Presidente. Non è retorico quello che dico. Colgo l'occasione per ringraziare tutti gli operatori sanitari e non sanitari che hanno lavorato sulla frontiera dell'avversione del Covid nella nostra comunità. Tanti hanno perso la vita, tanti hanno avuto gravi problemi e io credo che questa Assemblea lo debba ricordare. Grazie onorevole Burtone. Mi ricorda purtroppo un pensiero, il fatto che anche mio padre ha perso la vita e non era neanche retribuito, l'ha fatto da medico in pensione, e questo è anche uno dei motivi per i quali mi trovo a fianco di tutti i lavoratori e di chi ha perso la vita durante queste emergenze. Però in tutti i casi sempre con proposte serie, credibili e sostenibili, non con il fumo negli occhi che non merita nessuno di tutti quanti loro. Pertanto chiedo di intervenire all'onorevole Carta che ha chiesto di intervenire. Buonasera Presidente, buonasera cari colleghi. Stiamo discutendo chiaramente di una faccenda che è a cuore di tutti i deputati, tutti gli amministratori siciliani, ed è chiaro a tutti che l'interesse nostro è quello di non mandare a casa queste persone, ma l'Aula e il Presidente ha dato una soluzione per portare avanti i lavori, ha chiesto di mettere in piedi un dispositivo legislativo che possa essere condivisibile con tutti e che possa mettere d'accordo con quello che è il futuro di questi lavoratori che sono stati impegnati durante la pandemia e che, a mio modo di vedere, sono stati non solo utili durante le azioni della pandemia e quindi l'emergenza sanitaria, ma anche dopo la pandemia sono stati utili alla ripartenza per le amministrazioni sanitarie. È chiaro però che c'è un vuoto che ci lascia il Governo nazionale non mettendo i soldi nelle norme, nelle attività legislative che sono state disposte dal Parlamento nazionale. Noi siamo d'accordo a tenere la tesi del Presidente dell'Assemblea nel redigere un documento che possa poi portare alla discussione dentro quest'Aula e portare soprattutto alla soluzione. E siamo pure convinti che la legge Madia, come dice al comma 2, dà la possibilità di fare anche concorsi specifici per gli addetti che sono stati dentro le macchine sanitarie durante tutto questo periodo e soprattutto dà la possibilità anche dopo lo stop, nel caso in cui non avvenga il rinnovo, di poterli riprendere e ritornare alle proprie attività. È chiaro che la legge Madia dà tutte queste opportunità, ma è chiaro anche che non possiamo continuare a deliberare assunzioni se c'è di fatto
una strategia diversa da parte di questo governo, da parte del Parlamento regionale. E anche vorrei precisare, non è nemmeno giusto bloccare le selezioni in atto, visto che c'è, oltre al fatto della selezione di tutti i coinvolti durante l'attività pandemica, ma c'è anche la possibilità che alcuni di questi partecipino alle selezioni in atto, ma bloccare le selezioni che si devono fare per dare l'opportunità all'Assemblea e al Governo regionale di organizzarsi e di mettere in atto condivisioni, documenti, interlocuzioni e scambi di opinioni fra i vari parlamentari e il Governo regionale. Grazie. Grazie onorevole Carta. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Figuccia. Prego onorevole. Grazie Presidente. Allora, in realtà in queste ore, in questi giorni, e diciamoci la verità, già da dicembre si rincorre non solo all'interno di questo palazzo questa emergenza, perché non è che è una cosa con la quale possiamo dire non sapevamo, avremmo dovuto fare i conti. Certamente questo gioco dove magari c'è qualcuno all'opposizione che viene qui a raccontare le divergenze, questa è una cosa che appare strumentale, perché possiamo dircelo all'interno ed è chiaro che lo sa anche chi è fuori. C'è secondo voi qualcuno solo perché è seduto da una parte dell'assemblea, dell'aula, che è contrario perché dall'altra parte c'è qualcuno che è a favore? Ragazzi, chi ha un po' di esperienza qua dentro ha fatto maggioranza e opposizione. Quando si è all'opposizione è facile venire qua, urlare e dire il governo non li vuole stabilizzare. Scusatemi, però questo non è il modo migliore per fare del bene a chi sta venendo con un'istanza, perché è chiaro che chi è fuori in questo momento ad ascoltarci vuol sentire questo tipo di interventi. E non ci vuole niente, io mi metto la maschera invece della cravatta rossa che oggi ho messo, non perché passo all'opposizione, ma perché ovviamente ho una posizione che per certi aspetti, non dico diverge, ma chiama al dialogo l'assessore Volo. Non è che mi metto la cravatta azzurra e ad un tratto assumo dei toni diversi. Lo posso fare, nel gioco della rappresentazione, Presidente, mi metto la cravatta come quella sua, guardi che ci vuole, riazzeriamo, perché questo governo non può lasciare per strada questo personale che prima avete chiamato eroi e adesso lasciate a casa. Che ci vuole? Hai visto? Basta modulare e divento il deputato dell'opposizione. Però, cari colleghi dell'opposizione, fuori dal palazzo non vogliono questo, fuori dal palazzo vogliono che ci sia una soluzione per il problema. Allora, noi abbiamo un milleproroghe che in qualche modo, mi confrontavo con il Presidente della Commissione Sanità, ha messo dei paletti che richiamano ovviamente anche al fabbisogno delle aziende. In questo momento la soluzione la vogliamo trovare e la dobbiamo cercare tutti insieme. Allora, Presidente, io credo che l'appello che può essere fatto all'assessore, attraverso ordini del giorno che vedo arrivano un po' da tutte le parti politiche, è quello di individuare delle priorità, capire in che modo possiamo, perché vedete il problema non è soltanto questo personale che è stato impegnato nel periodo Covid, il problema è quello di garantire livelli essenziali di assistenza. Il problema è quello di garantire un servizio che rischia di essere sospeso, rispetto al quale oggettivamente questa responsabilità, non dico di parlare a nome dei colleghi di maggioranza perché ognuno si alza e parla, ma vi posso garantire, Presidente dell'Assemblea e gente che ci ascolta, è tanto nelle volontà di ciascuno dei parlamentari della maggioranza, li potrei citare uno ad uno, quanto è nel volere degli altri. Quindi, Presidente, io dico che troviamo un'intesa su questo punto, non buttiamola in bagarre perché non serve a nessuno e vediamo attraverso quale formula possiamo, indicando, ripeto, le
le priorità, capendo quale personale può essere già utilizzato immediatamente sulla base del fabbisogno della singola azienda, dell'ASP, ma anche delle singole aziende ospedaliere, capiamo all'interno di quale strutture questo personale può essere immediatamente utilizzato e vediamo invece dov'è che possono essere fatti i concorsi con un sistema di premialità. D'altra parte ormai 18 mesi, Presidente della Commissione Sanità, ci confrontavamo su questo, i 18 mesi sono stati maturati nella stragrande maggioranza da parte di questo personale tecnico, amministrativo ed informatico, in modo che si possa ritornare serenamente a lavorare nell'ambito della sanità, considerando il fatto che oggettivamente, finito il momento dell'emergenza, non è che tutto si è risolto. Anzi, devo dire che molto di questa gente ha sperimentato delle competenze, delle professionalità che oggi potrebbero assolutamente tornare utili ed essere reinvestite per continuare a determinare un sistema di efficientamento all'interno della sanità pubblica. Grazie onorevole Figuccia. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Assenza. Sì, Presidente, grazie. Io sono veramente dispiaciuto che il dibattito in aula abbia assunto questi toni, perché andare a speculare sulla, tra virgolette, disperazione, forse è un termine eccessivo, ma in alcuni casi però corrisponde alla realtà, di persone che da oltre 2 anni si sono impegnate fino in fondo nel fronteggiare questa emergenza e che vedono sfumare la loro possibilità di continuare a far parte della pubblica amministrazione, è veramente uno spettacolo che questo Parlamento poteva e doveva evitare. Perché, come giustamente ha rilevato qualcuno, cercare di individuare i buoni da una parte e i cattivi dall'altra veramente è un gioco meschino. È un gioco meschino che non porta da nessuna parte. Come ancora più mortificante fare riferimento all'azione del precedente governo e all'assessore dell'epoca che sulle sue spalle ha dovuto fronteggiare quell'emergenza planetaria. È veramente un meccanismo di lotta politica che potrebbe benissimo evitarsi. L'assessore dell'epoca ha fatto quello che poteva fare, prorogando al 31 dicembre, che era la data ultima di esistenza dello stato di emergenza dettato dal Covid, questi contratti e indirizzando alle ASP una circolare per invitare le singole ASP a vedere e a studiare le possibilità di rendere stabile e continuativo questa opera. Gli amici e i colleghi dimenticano che il 31 dicembre è cessato lo stato di emergenza, la cui competenza ad essere dichiarato è solo del Governo nazionale. Oggi non siamo più di emergenza. Quindi quando parliamo di proroga dei contratti Covid noi facciamo un errore in partenza. I contratti Covid sono cessati col 31 dicembre. Noi abbiamo fatto quell'operazione meritoria, tutto il Parlamento, di addossarci la responsabilità di prorogare per 2 mesi trovando i fondi e soprattutto dicendo, siccome è in corso una discussione al Parlamento nazionale che può avviare un percorso per l'eventuale stabilizzazione di questo personale, non facciamo perdere a questo personale questa possibilità. È una responsabilità che ci siamo assunti tutti. Abbiamo trovato i fondi grazie all'intervento del governo, non dobbiamo dimenticarlo,
perché è il governo che deve indicare le risorse per finanziare un provvedimento. Qui qualche assessore magari lo dimentica e rimanda la palla in tribuna, come se si vuol dire, ma questo è un altro discorso che poteva benissimo essere eliminato. Allora, leggiamolo questo decreto milleproroghe. Non cadiamo nella demagogia di dire se domani cessano, questi signori vengono esclusi dal processo di stabilizzazione. Non è assolutamente così. È chiarissimo il testo. Dice testualmente ancorché non più in servizio. Quindi non diciamo ai precari che se domani non sono più in servizio loro vengono esclusi per sempre da questo processo. Non è così. Loro conservano il diritto di procedere alla stabilizzazione. E allora che cosa fare oggi, Presidente? Noi abbiamo presentato una mozione giorni fa, oggi la trasformiamo in ordine del giorno e credo che sia già nelle mani degli uffici. Che cosa fare? Questo personale alle ASP serve, è indispensabile. Se oggi questo personale viene tutto messo alla porta, ci saranno tutta una serie di servizi che vengono ad essere pregiudicati. In alcuni casi alcuni reparti che verranno anche chiusi. E allora, siccome molte ASP hanno le possibilità finanziarie per continuare questo rapporto, per modificarlo, per ridurlo, ma hanno questa possibilità, hanno l'esigenza di continuare ad assicurare i servizi, diamo una copertura come Parlamento, impegnando il Governo a comunicare alle ASP, ad invitare le ASP a non mortificare, a non interrompere i servizi gli assicurati a tal fine di continuare i rapporti in essere ove necessario e nell'ambito del quadro normativo dettato dalla norma nazionale. Sarà possibile da domani, sarà possibile da dopodomani, sarà possibile fra una settimana, non è questo, però diamo un segnale politico dell'intero Parlamento che si muove su questa linea e che dà la necessaria copertura ai commissari delle varie ASP sulle cui spalle non possiamo rimandare tutte le responsabilità di un'operazione del genere. Ma se avviene l'urgenza e la necessità di non interrompere un servizio e quell'ASP è in grado di avere nel proprio bilancio le risorse necessarie per consentire la prosecuzione di un rapporto che non è proroga dei contratti Covid, chiariamolo una volta per sempre, questo va fatto. Grazie onorevole Assenza. Chiesto di intervenire l'onorevole Catania. Ok. L'onorevole Cracolici. Ho altri 3 registrati. No, Presidente, io in realtà anche l'intervento del capogruppo di Fratelli d'Italia ha chiarito un punto sul quale però per il quale lo ribalto. È vero, il Governo ha utilizzato l'estensione del periodo dell'emergenza, che ricordo è stato esteso, ma che formalmente è scaduto il 30 dicembre, ma l'emergenza Covid era cessata anche molto prima, per fare un atto di indirizzo alle aziende per procedere laddove i fabbisogni e le condizioni amministrative lo consentissero di estendere la proroga al 30 dicembre. Poi l'Aula si è determinata, in assenza dell'emergenza Covid formale, per estenderla al 28 febbraio. È logico attendersi che il Governo dal dicembre al 28 febbraio avesse chiara la strategia e non limitarsi, come poi è avvenuto, ad attendere quello che sarebbe successo a Roma. Quello che è successo a Roma è già successo da almeno 15 giorni. Arrivare al 28 febbraio senza sapere che pesci prendere e nascondersi sul fatto che
grazie all'estensione del periodo consentito dalla norma nazionale per la stabilizzazione, anche se non in servizio, questi lavoratori potranno partecipare alle procedure di selezione per la stabilizzazione, è un giocare a nascondino, perché è evidente che se una persona è in servizio, ancorché in un rapporto di tipo precario, e la procedura è di un certo tipo, se la procedura di stabilizzazione è aperta a tutti quelli che hanno fatto nella vita 18 mesi di precariato presso le aziende sanitarie a qualunque titolo, è un'altra cosa. Non stiamo parlando specificatamente dei lavoratori dell'emergenza Covid. C'è un dato e bisogna dirlo, è inutile nasconderlo, perché anche quando abbiamo fatto la norma in aula a dicembre della variazione di bilancio, l'abbiamo fatta perché la Giunta non era in grado di assumersi la responsabilità su questa vicenda. Perché ricordo, lo diceva il collega, il Presidente Schifani a un certo punto decise in via amministrativa di prorogare il rapporto in essere proprio in virtù di quello che doveva ancora succedere a Roma, al Parlamento nazionale. Allora, il fatto che si arrivi al 28 e il Governo non agisce in via amministrativa per consentire da qui a X tempo di mettere in moto le procedure per avviare i processi di stabilizzazione, è un atteggiamento da Ponzio Pilato, cioè lasciare, come dire, un conflitto aperto con tutte le conseguenze che ne derivano. Probabilmente perché ormai funziona così: creo il problema, i soggetti che hanno il problema mi vengono a parlare e poi io lo risolvo. Cioè, quindi siamo due parti in commedia fatti dagli stessi soggetti. Da un lato creo il problema, dall'altro lato aspetto che chi vive il problema mi venga a chiedere il favore e io proverò a trasformare il loro problema in una risoluzione di una cortesia. Per cui creare quel meccanismo di dipendenza, in parte già su questo personale si è creato abbastanza livelli di dipendenza, a partire dalla vicenda elettorale che ha visto questo come un bacino al quale tutti in qualche modo, soprattutto le forze di governo, l'hanno strumentalizzato e utilizzato. La conseguenza è che il 28 febbraio il governo fa Ponzio Pilato. Si nasconde nella norma, ma dicendo sostanzialmente vedremo. Il vedremo è a questo punto non più nessuna continuità di rapporto di lavoro, che è inutile che l'assessore ha detto in aula vedremo nei prossimi giorni, una settimana, 15 giorni, delle due l'una. O c'era un sistema di continuità lavorativa di cui il governo in qualche modo se ne faceva carico, o ci saranno solo, e non si sa quando, le procedure di stabilizzazione ai sensi della norma nazionale. Ma per fare quello bisogna fare una serie di adempimenti, i fabbisogni, i bilanci. Tra l'altro si annuncia che i bilanci delle aziende sanitarie presenterebbero un buco di oltre 400 milioni. Mi pare che questa la prospettiva nella quale oggi, come dire, al di là delle chiacchiere, al di là delle demagogie, al di là del fatto che questa ormai è un'aula che è diventata, come dire, il luogo dove ognuno è chi la spara più grossa, l'importante è che chi ci ascolta sa che io l'ho detto, poi se si risolvono i problemi poco importa. Io credo che questo è veramente inaccettabile. Il governo oggi ha dato prova di assoluta inaffidabilità e lo dico non per difendere qualcuno, è inutile che ce la prendiamo con la Volo. Questa vicenda, la Volo, è un 13°, visto che la Giunta è fatta da 12 assessori più il Presidente della Regione. Un 13°. Quindi è inutile, anche i colleghi di Fratelli d'Italia che fanno il comunicato per dire, parlo dei deputati nazionali, vergogna, l'assessore Volo avrebbe potuto... I deputati di Fratelli d'Italia dovevano dire: assessori di Fratelli d'Italia, che state facendo?
È inutile che ve la prendete con la volo. Qui c'è l'assenza di un'azione politico-amministrativa, perché governare la Sicilia non è che solo c'è il giorno di festa, ci sono anche i giorni in cui bisogna prendersi carico dei problemi e assumersi la responsabilità nella gestione dei problemi. Quindi oggi state dicendo sostanzialmente che non ci sarà la continuità lavorativa e questi lavoratori dovranno partecipare, come è giusto che sia, alle procedure di stabilizzazione quando e se le aziende le faranno, con la conseguenza che mi pare che gli state dicendo arrivederci e grazie. Io credo che questo è l'epilogo di un governo, come dire, che fa finta di affrontare i problemi, anzi li annuncia e poi non è in grado neanche di risolverli. Grazie onorevole Cracolici. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Safina. Prego onorevole. Presidente, questa storia dei precari Covid è una storia che è iniziata male. Malissimo. È iniziata sicuramente con un quick day che non ha reso giustizia a molti, è proseguita con la sostanziale violazione di norme da parte dello stesso ordinamento regionale, perché si sono sfruttati i lavoratori con contratti di lavoro libero professionali quando invece erano dei lavoratori a tempo determinato e quindi questi lavoratori non hanno potuto giovarsi di molte tutele a cui invece avrebbero avuto diritto. E adesso sta proseguendo con questa vicenda. Io ho ascoltato con attenzione i colleghi che mi hanno preceduto e vorrei su questo rammentare che durante le variazioni di bilancio noi non abbiamo approvato un emendamento che prevedeva una copertura, ma abbiamo approvato un emendamento che aveva natura ordinamentale, onorevole Assenza. Diceva semplicemente che le aziende sanitarie potevano prorogare i lavoratori che erano stati assunti durante l'emergenza Covid a condizione che vi fossero i posti in pianta organica e che vi fossero le compatibilità economiche nei bilanci ovviamente delle aziende sanitarie. Oggi onestamente, dopo che peraltro sempre durante le variazioni di bilancio abbiamo aumentato il fondo sanitario regionale, non comprendo cosa ostacoli il governo regionale a, per esempio, farsi promotore di un'ulteriore norma che sposti in avanti il termine di scadenza di questi contratti fino a che non verrà messa in atto dalle aziende sanitarie provinciali e dalle aziende ospedaliere quella ricognizione che consentirà di comprendere quanti e per quali profili è possibile avviare il percorso di stabilizzazione. A me pare che sotto questo profilo ci sia, diciamo, la volontà di nascondere i problemi sotto il tappeto, perché vedete, è chiaro, la settimana scorsa abbiamo detto, io il primo ho detto, che l'assessore Volo ha mancato di rispetto a questo Parlamento non essendosi presentata, ma al contempo ho riconosciuto che non avrebbe mai potuto rispondere sulla nota del dirigente La Rocca che annunziava un buco nella sanità regionale di 400 milioni, alcuni lo stimano in 250, e in quella nota si parla che bisognerebbe tagliare di 67 milioni la spesa per il personale a tempo determinato. Ebbene, oggi probabilmente se l'assessore Volo fosse stata qui avremmo potuto comprendere se c'è una connessione tra la volontà del governo di non prorogare questi contratti e quella nota che evidenzia un buco. In questo dibattito dunque c'è un vulnus fondamentale che non so se l'assessore Falcone è in condizione di spiegare, perché vedete, noi a questi operatori dobbiamo sicuramente una risposta, perché come dicevano loro in qualche intervento li abbiamo definiti eroi tutti, abbiamo detto che sono stati fondamentali per fronteggiare l'emergenza Covid, negli hub sono stati fondamentali, ma c'è un tema che è quello dei cittadini. Io non so, che è quello della sanità pubblica, io non so come
faranno alcune aziende sanitarie, alcune aziende ospedaliere ad assicurare i servizi senza questi soggetti e senza questo personale all'interno delle aziende. Cosa risponderemo? C'è un dato già di cui noi dovremmo tener conto. Durante l'emergenza Covid e adesso che siamo nel post-emergenza, il numero delle prestazioni sanitarie che abbiamo erogato è nettamente diminuito e con l'assenza di questo personale il rischio che questo gap tra le prestazioni richieste e le prestazioni che erogheremo sarà ancora più alto. Allora, dinanzi a ciò il governo che fa? Nasconde la polvere sotto il tappeto. Io penso che invece, se la volontà c'è, potrà recuperare quella norma di carattere ordinamentale che abbiamo fatto a dicembre e potrà consentire alle aziende, perché alcune, come diceva correttamente l'onorevole Assenza, hanno dimostrato di avere le risorse per procedere, possano quantomeno procedere quelle e consentire a questo personale di assicurare quello che poi per noi conta, cioè il servizio ai cittadini. Grazie. Grazie. Onorevole Safina, ha chiesto di intervenire l'onorevole Schillaci. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Innanzitutto volevo ringraziare la Presidenza dell'Ars e l'assessore Falcone, che si sono immolati soprattutto per ristabilire il livello di responsabilità, perché mai avremmo voluto leggere le dichiarazioni delle scorse ore sulla possibilità di un intervento da parte di questo Parlamento per risolvere una problematica così grande come quella dei precari Covid. Precari che sicuramente la Regione, l'unica cosa che sa produrre in questa Regione siciliana sono proprio i precari. Ne abbiamo ben 21.000, a cui però dobbiamo dire grazie proprio per gli interventi dei precedenti colleghi, perché hanno risolto una serie di problematiche e soprattutto hanno fronteggiato una pandemia molto incisiva. E quindi dobbiamo dire il grazie da parte di tutti noi. Tuttavia, Presidente, noi non urleremo, non faremo interventi accesi sull'argomento, perché proprio questo bacino, queste persone che si sono adoperate per la Regione siciliana meritano il nostro rispetto. Ecco perché noi avremo dei toni bassi e saremo disponibili a risolvere, a trovare delle soluzioni che a mio parere dovrebbero esserci, perché le dotazioni organiche della Sicilia sono sicuramente inferiori rispetto del personale sanitario, il personale che ruota nell'ambito sanitario sono sicuramente al di sotto delle altre regioni, addirittura del 30%. Certo, avremmo voluto la presenza dell'assessore, avremmo voluto che ci avesse portato e che ci confortava su delle soluzioni che non sono arrivate, ma anche i 2 mesi di silenzio sono una risposta, a mio avviso. E quindi proveremo con la Presidenza a trovare delle soluzioni e da parte del Movimento 5 Stelle ci sarà tutta la disponibilità per trovare delle soluzioni. È ovvio che noi cosa chiediamo a questo Governo? Chiediamo una rimodulazione delle dotazioni organiche, perché soltanto così si potrà risolvere in parte il problema di cui stiamo parlando oggi, ma in parte il problema della carenza dei servizi e soprattutto dei LEA, dei livelli essenziali di assistenza, che è dal 2001 che questa Regione non riesce a risolvere e che non farà altro che aumentare sempre più il gap con le altre regioni. Ecco perché il tema dell'autonomia differenziata, soprattutto nell'ambito sanitario, sarà uno dei temi principali e spinosi da affrontare da parte di questo Governo regionale e di questo Parlamento. Grazie onorevole Schillaci. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Catania. Prego, onorevole. Grazie Presidente, sarò brevissimo.
scusate anche per la voce, ma le posizioni mi pare che siano piuttosto chiare ed evidenti. Venire in aula e creare anche condizioni più o meno, come dire, favorevoli a ragionamenti senza confrontarsi poi in definitiva con quelle che sono concretamente le problematiche vere che dovremmo affrontare, ovviamente sta a un gioco che obiettivamente, così come ha detto prima il capogruppo Giorgio Assenza, lascia il tempo che trova, perché potremmo qui tutti quanti creare condizioni, empatie e quant'altro. Tra l'altro parla un sindaco che nella fase dell'emergenza, avendo nella propria città un hub vaccinale, ha seguito passo passo e mettendoci la faccia e collaborando con questo personale che io definisco essere oggi una risorsa della quale non si può fare assolutamente a meno. Di questo siamo tutti d'accordo. Tornare a vicende e dare anche responsabilità al governo rispetto alla tempistica ovviamente fa sì che l'analisi non è fatta bene e non è fatta correttamente, perché ricordo all'onorevole Gracolici che il decreto mille proroghe è stato pubblicato in Gazzetta 3-4 giorni fa, firmato dal Presidente della Repubblica. Tutta questa, come dire, tempistica così annunciata obiettivamente non c'era, ma voglio fare un passo indietro. Nel mese di dicembre questo Parlamento si è adoperato, dando un contributo notevole, unanimemente, e ricordo che lì la problematica riguardava esclusivamente una mancata copertura giuridica normativa da parte del Governo nazionale per poter poi operare in termini di stabilizzazione o in termini anche di proroga dei contratti. Se non ricordo male, quell'emendamento proprio citava nelle more di una normativa nazionale che doveva arrivare, quindi ci siamo spinti molto in avanti anche rispetto alla possibilità di impugnativa di quella norma stessa, che a dicembre comunque è passata e tutto è finito bene. Oggi, e mi rivolgo qui al Governo, abbiamo un quadro normativo giuridicamente ben definito, è chiara la definizione all'interno del quadro normativo nazionale con l'approvazione del mille proroghe, quindi un po' di coraggio in più ovviamente bisogna averlo. È vero è che siamo in una fase in cui la scadenza dei contratti ci mette anche con una pressione ulteriore, ma non è assolutamente vero, e di questo i miei colleghi che hanno riferito il contrario penso ne siano anche consapevoli, che superato questa giornata con l'interruzione contrattuale il quadro normativo che si è creato a livello nazionale ci impedisce o impedisce al governo di poter creare le misure di stabilizzazione del personale. Questo è un dato che dobbiamo essere, come dire, chiari nel specificare, perché altrimenti giochiamo un po' al rialzo rispetto a pressioni o a tensioni che si vorrebbe creare. Quindi il quadro normativo lo stabilisce, i contratti posti in essere ancorché scaduti valgono soprattutto per coloro che ancora l'hanno posto in essere. Altra cosa è, e qui mi trovo d'accordo, il ragionamento che fa anche il capogruppo e altri che hanno fatto, altra cosa è trovare una soluzione per dare una continuità, ma non tanto in funzione di un'emergenza, ma in funzione di un fabbisogno che ormai all'interno delle varie ASP si è consolidato con il personale che hanno utilizzato e mi risulta personalmente anche in altri ambiti. Quindi, in buona sostanza, ritornare in aula, qui mi fermo, non faccio altre considerazioni perché l'argomento per quanto mi riguarda è un argomento che poteva essere trattato, anzi doveva essere trattato soltanto da un punto di vista amministrativo e gestionale da parte del governo, fermo restando la norma di carattere nazionale. Ma se siamo qui in aula io ritengo che quell'ulteriore spinta che arriva da più parti, anche attraverso un ordine del giorno che Fratelli d'Italia, e qui viene meno anche la polemica, ha presentato già la settimana scorsa. C'è una mozione trasformata in ordine del giorno già dalla settimana scorsa, che i deputati nazionali, che sono quelli che si sono adoperati e confrontati con il MEF, con il Ministero e con la Regione dello Stato, oggi fanno un comunicato che non è un comunicato che aggredisce, è un comunicato che chiarisce, che supporta ancora una volta quella che è la voce della norma nazionale che loro hanno voluto e che oggi è a nostra disposizione. Chiudo e dico, vogliamo procedere a fare un'operazione che sia la più corretta che questo Parlamento possa fare? Bene, c'è la possibilità, c'è un ordine del giorno depositato, ci confrontiamo, aggiungiamo le firme di chi ancora non l'ha firmato e diamo un indirizzo netto, inequivocabile al governo su un percorso che secondo me poteva essere fatto in termini amministrativi ma che oggi, visto che ce lo richiedono,
magari ha necessità di un supporto di questo genere. Quindi siamo in linea su questo, ma fuori dalle strumentalizzazioni, fuori dalla demagogia e fuori dal gioco al rialzo, che ovviamente non fa bene a nessuno, tantomeno a questa categoria di lavoratori. Grazie. Grazie onorevole Catania. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Gilistro. Prego onorevole. Signor Presidente, Assessore, onorevoli colleghi, io credo che questa discussione non dovrebbe neanche essere stata fatta in questa Assemblea oggi. Colleghi, ricordo durante la pandemia gli occhi e ancora i volti di tutti questi operatori della sanità nel momento in cui, quel momento buio, nessuno usciva di casa, nel momento in cui neanche i medici visitavano senza un tampone, e tutti questi ragazzi che noi abbiamo messo in trincea, addirittura in prima linea, oggi non possono essere liquidati così. Io i loro occhi li ho visti, io non ho mai chiuso lo studio, ho visitato anch'io, io sono un medico, un pediatra, e mi ricordo di quante persone si sono rifiutate di visitare e facevano medicina telefonica. Cosa vogliamo dire a questi ragazzi? Li vogliamo chiamare eroi? Ma voi ve lo siete dimenticato? Com'è possibile? Un anno già è passato nel dimenticatoio di quello che è successo in quell'epoca. Cioè dovremmo vergognarci oggi, lo dico a tutti quanti, di discutere questa cosa oggi qua. Non dovremmo neanche discuterla, senza nulla togliere al problema della gestione della concorsualità, cioè dei concorsi, senza nulla togliere, perché anche quelli non possono essere differiti. Ma soprattutto io dico un momento in cui non ci sono medici, in cui io in Commissione Sanità mi sto occupando con l'assessore di telemedicina. Come vogliamo risolvere il problema della sanità, che è disastrosa senza medici? Un aiuto potrebbe essere la telemedicina, e soprattutto le case di comunità per alleggerire i pronti soccorsi. Ma come vogliamo risolvere il problema? Mandando via questi ragazzi, queste persone che potrebbero essere di altissimo profilo professionale anche in questo momento, in cui la telemedicina potrebbe essere una delle soluzioni. Quindi io chiedo al Governo in questo momento di percorrere due strade. Una, quella della stabilizzazione di questo personale, e lo dico col cuore perché ribadisco, anzi ringrazio tutte queste persone perché li ho visti operare con me. Ricordo a tutti quanti che io facevo parte della medicina territoriale delle USCA, io ero tecnico di una commissione delle terapie domiciliari quando l'unico monito che si dava ai medici è tachipirina e vigile attesa, e le persone morivano, e questi ragazzi con gli scafandri che giravano piedi ovunque non ce li possiamo dimenticare. Allora chiudo ricordando che la stabilizzazione e comunque il reclutamento di queste persone in tutte le situazioni di cui avremo bisogno. Non facciamo l'errore, apriremo le case di comunità o avremo la telemedicina e poi dovremo correre dietro a rincorrere come abbiamo fatto con i medici, chiudendo le facoltà di medicina. Poi cosa facciamo? Cominciamo con i concorsi di nuovo, andiamo a reclutare queste persone, li abbiamo già in casa. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Pace e poi c'è l'onorevole Sunseri. Quindi prima l'onorevole Pace e poi l'onorevole Sunseri. Prego onorevole Pace. Grazie Presidente, prometto di essere veramente breve. Semplicemente per dire, e potrei chiudere il mio intervento con una parola rivolta
a tutti questi ragazzi del mondo sanitario, parasanitario, amministrativi, tecnici, informatici. E la parola che mi sento di dire e che penso di interpretare il pensiero di tutti è grazie. E siccome lo dicevano quasi tutti i colleghi, sia di maggioranza che di opposizione, il grande lavoro e in quale momento storico sono stati chiamati questi ragazzi ad esercitare, seppur magari attraverso un click day che non è il massimo della meritocrazia, dobbiamo dircelo, ma tutti questi ragazzi, dagli infermieri agli OS, i ragazzi che stavano dietro un computer piuttosto che con la mascherina e con gli scafandri come facevano altri, hanno vissuto momenti drammatici. Molti di noi erano a casa, impauriti, nel lockdown, ricevevamo pure la spesa a casa e questi ragazzi erano in trincea. E quindi dire da questo Parlamento grazie penso che sia doveroso. Però, caro Presidente, se dobbiamo essere grati a questi ragazzi, dobbiamo farlo non prendendoli in giro, perché io, mentre ho apprezzato l'intervento della collega Roberta Schillaci dei 5 Stelle, che ringrazio, che ha affrontato con il piglio giusto questa delicata tematica, se noi nel dire grazie a questi ragazzi approfittiamo di questa tematica per fare, e anche io magari, una stupida demagogia e quindi raschiare ancora nel barile e metterli ancora alla berlina per i nostri fini politici e fare delle nostre beghe politiche e far confluire in queste beghe politiche anche loro, non stiamo facendo un servizio loro, non li stiamo ringraziando, li stiamo utilizzando. E invece, se dobbiamo dire grazie e parlare con la verità, dobbiamo dire a questi ragazzi che mentre in quest'Aula non ci sono parlamentari bravi che vogliono la loro prosecuzione dei lavori e parlamentari cattivi che non la vogliono, noi siamo tutti vicini a questi ragazzi, ma dobbiamo dire che ci sono parlamentari che parlano con la verità e che dicono che attualmente non ci sono strumenti legislativi che permettono la loro prosecuzione, almeno per alcuni, e parlamentari che probabilmente sfruttiamo questo momento da questo pulpito per animare e agitare le folle. Quindi il Governo, perché voglio ricordare che anche l'emendamento del 29 dicembre, non ricordo se lo diceva il collega Cracolici o chi altro, l'emendamento del 29 dicembre era a firma di Marco Falcone, non era a firma onorevole Falcone, se non ricordo male l'emendamento del 29 dicembre che ha consentito la proroga al 29 febbraio di questi ragazzi era un emendamento a sua firma, onorevole Falcone. Quindi il governo si è esposto in quella circostanza. Se oggi l'assessore Volo e il governo tutto non possono più dare una risposta, non è perché dal 29 dicembre a oggi sono diventati cattivi, perché oggi, fermo restando che c'è la volontà che è stata dichiarata in quest'Aula di proseguire sulla stabilizzazione, oggi si ha il coraggio di dire che non ci sono i presupposti legislativi e giuridici ed economici per andare avanti nella prosecuzione. Ebbene, si sta facendo invece a dare la prosecuzione al mondo sanitario e parasanitario, perché potevamo far cessare l'emergenza Covid ed andare a finire in una vera emergenza sanitaria. E quindi l'appello di approvare un documento che riguarda la sensibilità di tutti i parlamentari, non prendendo in giro ancora una volta questi ragazzi, e che impegni il governo sì
ma per dare una risposta immediata, secondo le normative vigenti, che possa portare nel più breve tempo possibile questi ragazzi ad un processo di stabilizzazione. Grazie Presidente. Grazie onorevole Pace. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Sunseri. Prego onorevole. È l'ultimo intervento e poi andremo a valutare gli ordini del giorno. Grazie Presidente. Ma vede Presidente, io avrei preferito non intervenire, però lo faccio con piacere dopo quello che ho sentito da parte dei colleghi. Allora, qui siamo di fronte a una manifesta incapacità, inconcludenza da parte del governo regionale, perché abbiamo letto di tutto e di più nei comunicati stampa, nelle dichiarazioni, nelle videointerviste, nei comunicati finanche di oggi dei senatori. Io oggi leggo e cito testualmente: non comprendiamo la scelta dell'assessore alla sanità Giovanna Volo rispetto alla decisione di sospendere tutte le procedure per una possibile assunzione e stabilizzazione del personale amministrativo Covid, e c'è una presa di posizione divergente sul voler andare avanti con la stabilizzazione dei precari Covid per sanitari e parasanitari, mentre si dice di fare dietrofront sul personale amministrativo. Riteniamo sbagliata la selezione, di sospendere i concorsi, di non procedere alla proroga fondamentale, quindi proroga fondamentale, lo dicono i senatori, per permettere al personale di maturare i requisiti previsti per legge. Quindi oggi qui abbiamo il capogruppo di Fratelli d'Italia che ci dice che la proroga non è utile per procedere. I senatori e i deputati, a firma 9-10 deputati e senatori, che attaccano il governo regionale e l'assessore Volo dicendo che non prorogando fa saltare i requisiti previsti dalla legge, cosa mai vista che un gruppo parlamentare nazionale attacca in maniera frontale un assessore del proprio governo. Cioè io mi chiedo, l'assessora Amata, l'assessora Ricò, che fanno parte di Fratelli d'Italia, sottoscrivono il comunicato stampa lanciato dai senatori e dai deputati nazionali nei confronti del proprio collega di giunta, o lo demandano solamente ai senatori e ai deputati che hanno scritto la norma del milleproroghe e che oggi chiedono al governo regionale di prorogare? E il paradosso dei paradossi è che l'assessore Volo scarica questa responsabilità al Parlamento siciliano dicendo che serviva una norma regionale. Cioè, veramente dico, o non avete capito bene i ruoli o sul serio c'è un problema di comprendonio, c'è un problema di comprendonio sul serio, perché qui abbiamo il governo nazionale che fa una norma, il governo regionale che dice che è l'assemblea che la deve fare, e al contempo i senatori che hanno scritto la norma danno la colpa al governo regionale. C'è una confusione in Fratelli d'Italia nel governo Schifani che secondo me non l'abbiamo mai visto. Detto ciò, mi dicono, Presidente, mi perdoni, che in questo momento si sta procedendo in via amministrativa per il civico a prorogare per un mese i contratti dei precari. Vorremmo comprendere, ci dispiace, vede, la presenza del Presidente della Regione in questi casi, cioè non è che ci dobbiamo ritrovare a rimpiangere Musumeci, e dico, detto da me, ce ne vuole, Però dico, il Presidente della Regione in temi così importanti, il non esserci è molto grave. Cioè il fatto che le difese le debba prendere l'assessore al bilancio, né il vicepresidente, né il presidente, né l'assessore alla sanità. Dico, l'assessore al bilancio, poverino, oggi si è visto un consolidato approvato in aula senza il numero legale, perché questo lo dobbiamo dire, ma comunque approvato in aula con l'ordine del giorno, e si deve prendere la responsabilità di un governo che viene attaccato dai senatori e dai deputati, al governo nazionale, dall'aula, senza che il Presidente della Regione proferisca parola. E meno male che era il Presidente della Regione che doveva stare tra i banchi, che doveva convergere con l'Aula, essere il più parlamentare possibile. Questo non stiamo trattando di un argomentuccio qualsiasi, stiamo trattando di un governo che a distanza di mesi, perché stiamo parlando prima proroga ottobre-novembre, seconda proroga con norma da dicembre a fine febbraio, norma altamente incostituzionale perché non c'era neanche la norma nazionale, quindi questo Parlamento si è preso una responsabilità, e lo scopriremo a giorni, ben oltre quello che doveva. La milleproroghe approvato due settimane fa, e l'assessore alla sanità si sveglia giorno 28 dicendo serve un atto da parte del Parlamento. Allora, siccome diciamo qui probabilmente ci hanno scambiato per non so che cosa, per delle chiacchiere da bar, ma questo è il Parlamento regionale e l'assessore Volo deve comprendere che ci sono delle prerogative,
Io ho come l'impressione che stiano veramente navigando ad acqua senza dare alcuna risposta e mi dispiace per gli amministrativi Covid che sono stati presi in giro in questi mesi dal governo Schifani e che oggi purtroppo si ritrovano nell'incertezza più assoluta. Grazie. Grazie. Onorevole Sunseri, Assessore, oramai tutti la definiscono quasi il santo dell'Aula e di protezione, perché ad interim ha preso pure l'assessorato alla salute. Prego onorevole Catanzaro, che ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori. No, io sull'ordine dei lavori, perché noi abbiamo iniziato l'Aula e l'argomento era ovviamente un argomento prettamente su quello che l'assessore Falcone ci ha detto sulla vicenda dei precari Covid. In questi minuti pare che ci sia una nota, anzi mi dice c'è, da parte dell'assessore Volo, che ovviamente proroga i precari Covid. Quindi è chiaro che noi ci ritroviamo, Presidente, noi ci ritroviamo l'assessore Volo che non è in aula, l'assessore Falcone che un'ora e mezzo fa ha parlato dicendo che non si poteva proseguire su questa proroga, e allora ne prendiamo atto che forse, caro Presidente Calvagno e Presidente Nuccio Di Paola, ne prendiamo atto che forse avevamo ragione ad essere qua in aula e aprire questo dibattito, perché c'è o un cortocircuito del governo o questa assemblea e con i deputati ha fatto un lavoro per poter far proseguire il governo, che affari spenti, uno a sinistra, uno a destra, non abbiamo capito, però uno dice una cosa e uno un'altra, e quindi è un cortocircuito continuo. Però siamo contenti, Presidente Calvagno, siamo contenti che ovviamente, se questa proroga è arrivata al 31 marzo, forse abbiamo fatto bene a proseguire questi lavori con questo dibattito d'Aula. Quindi dico, è veramente però stucchevole, Presidente Calvagno, che l'Aula venga mortificata con i deputati, perché ogni ora non si può cambiare idea, ma siamo veramente soddisfatti del fatto che il nostro dibattito è servito sulla proroga degli amministrativi. Grazie onorevole Catanzaro. Ascolti onorevole Lombardo, dobbiamo essere seri, è sull'ordine dei lavori sull'ordine dei lavori le do la parola. Se va fuori tema, purtroppo le devo levare la parola. Allora, Presidente, io sono rispettoso di quest'Aula e del regolamento. Se le chiedo di intervenire sull'ordine dei lavori, io parlerò sull'ordine dei lavori. Chiedo di sospendere la seduta per una capigruppo immediata, perché va verificato quello che ha detto il collega Catanzaro, perché sulla scorta di quello che ha detto il collega Catanzaro, qualora fosse vero, qua c'è da capire quello che sta succedendo, Presidente. Qua in quest'Aula non ci sono burattini. Se fosse vero dovremmo essere contenti. No, scusi. no, per giunta non siamo contenti neanche in questa direzione. Non ci possiamo prendere in giro, Presidente. Non ci potete mandare allo sbaraglio. Ha parlato il governo un'ora fa. Ma di che cosa stiamo parlando? Benissimo, grazie. Allora chiedo una capigruppo immediata. Grazie onorevole Lombardo. Al netto degli interventi dei colleghi e comunque rispetto anche a quello che avevamo prefissato di fare, sono arrivati alcuni ordini del giorno. Pertanto, come? No, ma non serve distribuirli. Accetto anche l'invito dell'onorevole Lombardo, così siamo tutti più contenti rispetto a un'indicazione che ha dato lei, un invito che ha dato lei. Facciamo una capigruppo tra qualche minuto e portiamo anche tutti gli ordini del giorno che eventualmente, che non ci dovesse essere stata questa proroga e invece sia semplicemente una notizia diffusa in maniera sbagliata, ci adegueremo di conseguenza e capiremo il percorso da seguire nell'interesse sempre comune. Grazie. La seduta riprende. Comunico che l'onorevole Ferrara sarà in missione dall'1 al 2 di marzo. L'Assemblea ne prende atto. Allora, colleghi, chiedo un secondino di attenzione, per favore.
In funzione della onorevole Marano, in funzione della capigruppo e soprattutto della circolare che è arrivata durante la sessione pomeridiana, dove sostanzialmente si dà una risposta a quello che è stato il tema, diciamo, cocente di oggi. Intanto noi ringraziamo tutti gli assessori presenti. È giusto precisare che non era programmata la seduta di oggi rispetto al precariato Covid, però si è riusciti, probabilmente grazie allo sforzo di tutte le forze politiche, intendo dalla maggioranza all'opposizione, nel far sì che comunque un qualcosa sia arrivato. Chiedo però, c'è qui soltanto l'assessore Aricò, che il Governo si possa in qualche modo impegnare a trovare una soluzione che non ci porti al 30 di marzo con lo stesso problema che oggi stiamo noi attraversando, per farci trovare meno impreparati. Quindi io chiudo la seduta di oggi, la riconvoco per martedì alle ore 16, non alle ore 15, con il dibattito sull'autonomia differenziata. C'è un discorso, una precisazione che vorrei fare, un invito che vorrei fare per evitare di aprire un ulteriore dibattito. Purtroppo non tutte le ASP hanno risposto alla stessa maniera e questo problema lo ha sollevato l'onorevole Lombardo per quanto concerne la provincia di Messina. Invitiamo pertanto che si possa essere assolutamente compatti e uniformi e seguire quella che è la circolare che ha emanato l'assessore Volo, che ringraziamo per la sua sensibilità. Se non è strettamente necessario, eviterei di fare altri interventi, visto e comunque che siamo arrivati a un punto di caduta. Un piccolo intervento da parte del onorevole De Luca significherebbe dare la possibilità a tutti gli altri di fare un piccolo intervento. Se noi dobbiamo aprire nuovamente il dibattito, io sono disposto a fare anche mezzanotte, però ci sono anche altri colleghi che potrebbero rivendicare di intervenire. Quindi le chiedo, è necessario l'intervento? Prego, non la sento da qui. Presidente, semplicemente per puntualizzare l'impegno che credo unanimemente l'Aula chiede al Governo, ossia all'interno della procedura di stabilizzazione del precariato Covid di andare a ripercorrere semplicemente per come è stata scritta la norma nazionale, senza andare ad escludere categorie, perché la circolare prevede da un lato la stabilizzazione del personale delle graduatorie a tempo determinato che hanno un percorso, che sono già in pianta organica e sono coperte da spese di parte corrente. C'è l'allungamento del termine, che possiamo andare per la stabilizzazione a recuperare quello della norma nazionale. Per quanto riguarda il personale assunto con le procedure Covid, previa la selezione che si dovrà fare, eccetera, eccetera, in base alle piante organiche e quant'altro, la norma nazionale parla di personale dirigenziale e non dirigenziale. Quindi se la circolare va semplicemente a specificare al limite che in quella dicitura è ricompreso il personale amministrativo, è ricompreso il professionale, eccetera, eccetera, il problema si risolve. Grazie, onorevole De Luca, però chiedo a tutti i colleghi in queste settimane, che saranno altre settimane importanti, di evitare magari determinate interlocuzioni che potrebbero magari portare a un'aspettativa differente da quelle che sono le reali possibilità. È chiaro che si vorrebbe dare la risposta a tutti, tanto quelli che sono precari da oltre 10 anni quanto al personale Covid, ma bisogna anche capire la sostenibilità delle cose. Non penso che il governo sia cattivo e non voglia eventualmente stabilizzare del personale, però deve essere credibile e soprattutto deve rispettare quelli che sono i bilanci e le risorse che si hanno. Non possiamo permetterci ulteriore disavanzo né tantomeno dare una prospettiva che non esiste. Quindi se non ci sono altri interventi la seduta è conclusa e ci riaggiorniamo a martedì alle ore 16. Grazie.